Allora, buongiorno a tutti, ben trovati. Iniziamo l'incontro di oggi, così di presentazione della legge regionale sulle comunità energetiche e anche, come dire, un po' il punto sulla dato la possibile opportunità e le possibilità di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili nella nostra regione. Purtroppo l'assessore Marcato è stato bloccato a Venezia per impegni di giunta, quindi non potrà essere con noi. Però attraverso la dottoressa Venturini e il dottor Lorenzoni della Regione Veneto avremo comunque un quadro aggiornato sullo stato di attuazione, sulle ragioni della legge e sullo stato di attuazione della stessa. Prima di iniziare però la parola al dottor Giacomo De Stefani, segretario generale della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, che intanto ringraziamo per l'ospitalità. Prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Un saluto anche da parte del presidente di Camera di Commercio Massimo Zanon, che però non può essere qui per impegni istituzionali fuori città. Un ringraziamento ad Asves che ha voluto questa iniziativa, questo incontro sul tema delle comunità energetiche regionali. Su questo in modo specifico avremo degli illustri protagonisti che ci spiegheranno esattamente cosa sono, cosa servono e come fare per usufruirne e ottenerne tutti i vantaggi. Noi come Camera di Commercio siamo stati con convinzione subito, abbiamo accettato questo incontro, di fare qui presso di noi questo incontro, anche alla presenza dei rappresentanti delle associazioni economiche regionali e provinciali, con le quali abbiamo un continuo rapporto, anche direi quasi quotidiano, per trovare insieme le migliori risposte per il mondo delle imprese. Camera di Commercio è sensibile ai temi della sostenibilità, del green. Per esempio il tema della sostenibilità ce l'abbiamo anche, stiamo costruendo una nuova sede in via Torino, nuova sede di Terrafermi Camera di Commercio, che è stata progettata e viene costruita secondo i criteri del protocollo LEED, che sapete essere molto molto stringente sui temi della sostenibilità, risparmio energetico, che vale sia dalla fase della progettazione che dall'acquisto e dalla messa in opera dei materiali, per poi arrivare anche alle manutenzioni e quant'altro. Quindi seguiamo questo protocollo molto stringente che va nella direzione appunto della sostenibilità e razionalizzazione energetica. D'altra parte siamo anche convinti assertori e partecipi della nuova fondazione che è stata creata, Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Riteniamo che Venezia deve fare la sua parte proprio anche in questo caso specifico. Siamo anche tra i promotori come Camera di Commercio Venezia Rovigo a livello nazionale del premio Impresa Ambiente, con la quale ormai da 3 anni premiamo le imprese che si sono distinte sui temi appunto dell'ambiente, della sostenibilità, risparmio energetico e quant'altro. Ecco perché siamo qui per ragionare oggi insieme con voi, col mondo associativo, ma anche con gli altri stakeholders e soprattutto con la Regione, per discutere di questa importante iniziativa che ci vede appunto a fianco di tutti voi e convinti assertori. Intanto ringrazio di nuovo Asves e cederei la parola a Giorgio Santini, che è il promotore. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie intanto per la partecipazione, per la presenza che avevamo pensato proprio così, cioè un insieme di rappresentanze sia istituzionali sia delle categorie economiche e sociali su questo tema. Ecco, io dirò poche cose perché ne avremo tante da dire poi nel merito del tema di oggi, però devo in qualche modo collocare questo incontro nel percorso in cui sta avvenendo. Non è un incontro, diciamo così, una tantum, è all'interno di una azione che l'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, cioè l'ASVES, che aderisce anche all'Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che è l'ASVIS, quindi è la dimensione regionale dell'ASVIS, ha intrapreso nei confronti e in rapporto con la Regione Veneto per dare attuazione alla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che si ispira, come penso sappiate, ma è giusto anche ricordarlo, all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che è un accordo che coinvolge 193 paesi a livello mondiale, stipulato nel 2015, che fissa
su 17 obiettivi appunto dell'Agenda 2030 per ottenere condizioni di sostenibilità nel nostro generale pianeta, ma poi nei singoli paesi. Perché questo discorso non rimanga, come dire, nelle buone intenzioni, che sicuramente sono buone ma poi inapplicate, sono costituite in tutti i paesi, in Italia anche in particolare, una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e le strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, che sono promosse dai ministeri competenti. Adesso cambiano nome, comunque insomma il Ministero per Transizione Ecologica adesso si chiama Sicurezza Energetica e Ambiente, comunque insomma, e a livello nazionale poi si attuano anche in Veneto. Come ASVES abbiamo stipulato 2 protocolli con la Regione Veneto per facilitare questa, diciamo, strategia regionale che vada avanti, e questi incontri che facciamo, ne facciamo in questo momento 4, sono incontri proprio per sollecitare sui temi che riteniamo più importanti, tra cui quello di oggi, un'azione anche forte di tutte le rappresentanze regionali, di tutte le rappresentanze istituzionali regionali, rappresentanze sociali, economiche e istituzionali, per avere appunto più forza e per mandare avanti questo tema. En passant, ricordo che con la Regione stiamo anche discutendo come individuare indicatori sulle problematiche della sostenibilità che siano più attinenti, che siano più collegabili, che siano più espressione della nostra realtà sociale, perché per capire anche le strategie bisogna avere elementi concreti, direi quasi scientifici, per conoscere bene lo stato della realtà. Quindi è un'azione importante, a mio avviso. La Regione si sta impegnando, io penso, con serietà, e vedo con serietà, e se riusciamo anche ad aggiungere a questo impegno delle associazioni nostre, delle regioni, anche uno sforzo collettivo di tutte le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali, credo diamo più forza a questa strategia. Il tema di oggi, poi concludo, è un tema che in qualche modo è paradigmatico, nel senso che è un tema che tiene insieme tutte e 4 le dimensioni della sostenibilità. Credo che sia abbastanza evidente, partendo da quella, diciamo, che forse meno ci viene in mente, ma che anche la dimensione economica della sostenibilità, quindi il collegamento tra sostenibilità e sviluppo economico, di questi tempi in cui l'emergenza energetica anche sul piano economico è fortissima, credo che da sola spiega questo tema. Naturalmente tiene insieme la dimensione ambientale, e credo che per la nostra regione, che in particolare sulle emissioni in atmosfera ha un punto debole, no? Noi nell'asse, diciamo, autostradale che parte da Brescia e arriva fino a Mestre abbiamo la concentrazione dei punti quasi più alti in Europa, insomma tra i più alti in Europa, di emissioni di PM10, di polveri sottili, che hanno conseguenze e che dipendono ovviamente dalla modalità con cui si utilizza e si emette poi in atmosfera quello che l'energia deve utilizzare, e quindi la dimensione ambientale è forte, è fortissima. È forte anche in questa legge, e io credo che può anche essere rafforzata, la dimensione sociale, perché come sapete, ma lo vedremo meglio dopo, nella legge un obiettivo delle comunità energetiche è anche quello di permettere di contrastare la povertà energetica, cioè di avere attenzione particolare per le categorie che non sono in grado autonomamente di riscaldarsi, insomma, no? Che è uno dei principi, una delle modalità fondamentali della vita. E infine è molto importante anche la 4ª dimensione, cioè la dimensione istituzionale della sostenibilità. Cioè le comunità energetiche funzionano con una alleanza tra istituzioni, e è necessaria sia tra istituzioni, diciamo, rappresentative, sia tra istituzioni funzionali, tra, diciamo, elementi funzionali, e quindi noi oggi abbiamo, diciamo, una modalità in qualche maniera completa su cui affrontare il tema della sostenibilità, e quindi da qui nasce lo sviluppo, anche l'intenzione di fare di questo tema uno dei temi più importanti nel prossimo anno nella strategia della sostenibilità. Io concludo dicendo solo questo incontro poi verrà
ovviamente esaminato anche da noi e verrà riportato all'interno con anche delle indicazioni, con le indicazioni che emergeranno all'interno di quello che è un organismo, insomma, che è stato costituito 2 anni fa, quando è stata appunto iniziato a approvare la strategia regionale, che non ha avuto finora un grande funzionamento, ma che è l'organismo cosiddetto forum, che rappresenta tutte le varie associazioni. Cioè noi vogliamo dare vita a questo forum, fare in modo che sia un elemento che aggiunge, porta esperienze, dà indicazioni, in qualche modo illumina poi quella che dovrà essere la strategia regionale che dobbiamo portare avanti. E quindi abbiamo, ve lo dico, veramente ci siamo sentiti anche con tanti di voi per telefono in questi giorni, abbiamo un compito impegnativo da svolgere, non è una semplice, perché questa legge, come diranno poi i relatori, è una legge che va ancora completata, insomma che va ancora arricchita, perché è, diciamo, una sorta ancora di accordo quadro, no? Per esempio anche la dimensione economica è tutta da verificare, ed è importantissimo che ci sia questo punto fermo intanto che disegna l'agenda, e assieme alle altre cose, insomma, assieme a questa e alle altre dimensioni della sostenibilità, crediamo di poter fare insieme un buon lavoro. Quindi siamo attesi da un lavoro impegnativo oggi, sono sicuro che lo svolgeremo al meglio, e con questo ci auguriamo a tutti buon lavoro, soprattutto oggi ma anche in prospettiva, per dare finalmente una sostanza veramente importante alla sostenibilità. Bene, grazie a questa introduzione di Giorgio Santini, che un po' ha inserito l'incontro di oggi dentro un percorso che è stato avviato e un percorso che si è avviato, ma che ovviamente non trova oggi un punto di conclusione, ma anzi di apertura e di rilancio. Inviterei qui allora Arturo Lorenzoni come consigliere regionale e adesso la consigliera Elisa Venturini è appena uscita ma appena rientrerà. Abbiamo una prima fase in cui presentiamo la legge regionale, presentiamo il senso della legge regionale e presentiamo anche l'azione dell'ANCI per quanto riguarda la sua attuazione e poi una seconda parte invece in cui con voi rappresentanti delle varie realtà istituzionali, sociali, economiche del territorio proviamo a raccogliere alcune indicazioni rispetto a quello che possono essere, come dire, le necessità e i bisogni per promuovere e rafforzare lo sviluppo del CER in Veneto. Questo è uno dei punti dell'articolo 3 della legge regionale, proprio che ragiona attraverso le risorse messe nella legge, prevede una serie di misure di azione. Ecco, l'idea di oggi è quella anche di raccogliere da parte vostra quali sono le esigenze dal vostro punto di vista, dalla vostra associazione, per promuovere le comunità energetiche rinnovabili, quali contributi possono venire dalla regione, e questo è credo un momento di ascolto importante per poter poi anche sollecitare la regione a attuare iniziative concrete e anche a definire le modalità con cui queste risorse verranno poi assegnate nel corso del 2023 e del 2024. Però io mi fermo, chiederei ad Arturo Lorenzoni di introdurci un po' alla legge, il senso di questa legge e alle opportunità che essa apre per il nostro territorio. Anche alla luce, perché la novità la sapete, ieri si è aperta la consultazione pubblica sul nuovo decreto per quanto riguarda le definizioni della nuova normativa per le rinnovabili, per lo sviluppo del CER, per cui al 12 dicembre la consultazione si chiude e quindi possiamo ipotizzare che all'inizio dell'anno prossimo ci sia la normativa e quindi che possiamo effettivamente dare vita, partire concretamente nella concreta realizzazione di queste comunità energetiche rinnovabili. Dottoressa Venturini, se vuole venire qui con noi. Arturo. Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito ad intervenire, mi fa molto piacere, è un'occasione per fare un po' un ragionamento. Grazie al segretario della Camera, il dottor De Stefani, che mette gentilmente a disposizione, credo sia appunto un passaggio importante. Io provo a fare un quadro parto da un quadro un po' più generale per far capire perché ne parliamo oggi e non ne abbiamo parlato 2 anni fa, 5 anni fa e non ne parleremo l'anno prossimo. Il target di riduzione delle emissioni è di riduzione del 55% rispetto al 90% per il 2030, cioè abbiamo davanti un obiettivo veramente impegnativo. Io non so come trasmettere questa urgenza, però è veramente dal mio punto di vista rilevantissimo. Il 45% di energia da fonti rinnovabili al 2030, cioè tra 8 anni, è una cosa dal punto di vista industriale gigantesca. Non significa che non è raggiungibile, però è raggiungibile, ma è necessario e indispensabile investire oggi.
A me dispiace che un ministro della Repubblica Italiana ieri abbia detto il Fit for 55 è un suicidio, perché significa non aver colto quell'elemento di opportunità che è legato a questa transizione energetica, che secondo me è preponderante. Ci sono degli obiettivi di tipo ambientale, ma ci sono delle opportunità dal punto di vista industriale che sono straordinarie. E io questo vorrei trasmettere oggi. Abbiamo cercato di dare una declinazione alla normativa nazionale, alla direttiva europea, su scala locale, proprio per aprire questa dimensione di opportunità. E io spero che si riesca a comunicarla, che riesca a essere percepita nella sua dimensione di opportunità di creazione di lavoro, impresa e così via. Allora, questo grafico secondo me è eloquente, perché se l'energia fotovoltaica prodotta in modo distribuito si recuperava con i prezzi fino al 2021, e voi vedete la banda rossa è l'energia, il costo dell'energia fotovoltaica prodotta in bassa tensione, e l'altro è il prezzo dell'energia pagato da un utente commerciale, potrebbe essere un negozio. Voi vedete che oggi la convenienza è enorme. Con i prezzi del 2022 un impianto fotovoltaico si paga in meno di 2 anni. E quindi c'è una convenienza gigantesca. Per questo secondo me, anche quando un altro ministro della Repubblica Italiana ha detto la transizione sarà un bagno di sangue nel luglio del 2021, significa non aver guardato questo grafico, perché la transizione è evitare un bagno di sangue. E questo è il messaggio che secondo me è importantissimo. Per cui ecco, non c'è più un trade-off tra ambiente e economia. Quello che è incredibile da 2 anni a questa parte è che ambiente ed economia vanno insieme, cioè abbiamo delle indicazioni chiarissime di dove bisogna investire e le comunità energetiche vanno proprio nella direzione. Questo è un dato, appunto. Sole e vento sono le fonti energetiche che hanno il minimo costo oggi, ma non di un po', di tanto. E io non so come trasmettere questa opportunità. Per capire cosa significa per il Veneto, qui ho riassunto qualche dato, noi nel 2021 abbiamo fatto 200 megawatt di fotovoltaico in Veneto. Per raggiungere gli obiettivi che abbiamo visto al 2030 dovremo farne 1300, cioè 6 volte tanto. Quest'anno forse, se va bene, faremo qualcosa in più dei 200 megawatt. Ma noi dobbiamo moltiplicare per 6 gli investimenti. Allora, come fare questo per 6? Le comunità energetiche sono uno degli strumenti, non l'unico, ma uno degli strumenti che possono riuscire a coinvolgere un po', diciamo così, una platea vasta in questo progetto di investimento. Voi capite che insomma, investimenti che si pagano e che hanno un profilo di rischio molto basso oggi non sono una cosa da buttare via. Non ci sono più le economie di scala. Se andate a vedere a Porto Tolle che stanno smantellando la centrale, è evocativa la cosa. Siamo stati in visita, cioè una centrale 2400 megawatt la stanno smontando pezzo su pezzo. È un'epoca che è passata. Non avremo più centrali di quelle dimensioni. Non ha senso fare investimenti di quel tipo, di quella complicazione, perché non ci sono più le economie di scala. Per dirvi, il rendimento di quella centrale, che chi l'ha vista col camino alto 250 metri, cioè una cosa che come ingegnere insomma ha un certo rispetto, ma aveva dei rendimenti più bassi di una centrale da 1 megawatt, 2500 volte più piccola. Voi capite che dal punto di vista industriale quel modello, ma che dietro quel modello vuol dire una finanza, perché chi è che può finanziare una centrale che costa 5 miliardi di euro? Sono poche le banche in Italia che lo possono fare. Un impianto fotovoltaico da 1 megawatt lo possono finanziare chiunque, anche la Cassa Peotta. E questo è il modello diverso, il modello interessante che, diciamo così, la direttiva europea in primis, la normativa nazionale, la normativa regionale cerca di interpretare. E le comunità di energie rinnovabili hanno un secondo elemento. Con la produzione intermittente, la necessità per tenere stabile la rete è avere anche dei carichi che si possano adeguare. Allora la comunità che premia l'energia che viene scambiata all'interno della comunità e che non viene ceduta alla rete, anche se in modo virtuale come poi cerco di illustrare, è un modo per tenere bilanciata la rete e stimolare comportamenti virtuosi da parte dei consumatori. Perché ci sono delle opportunità molto grandi oggi col controllo digitale, ma pensate a un edificio con la pompa di calore, e l'edificio è perfetto come accumulatore di energia. Quando c'è il sole, la produzione fotovoltaica c'è, l'edificio lo raffresco d'estate, lo riscaldo d'inverno, ma l'energia la utilizzo tutta.
E questo lo può fare il consumatore se è coinvolto in questo processo e non un utente passivo come siamo abituati ad essere. Allora ecco la comunità energetica che premia l'energia scambiata all'interno della comunità proprio per creare questo processo virtuoso, tenendo conto che il singolo autoproduttore, che diciamo così abbiamo imparato a conoscere da tempo, ha dei limiti nella capacità di assorbire l'energia, perché voglio dire una famiglia può mettersi il fotovoltaico sul tetto, ma se non ha l'auto elettrica e è fuori tutto il giorno non è che abbia grande consumo. Allora accoppiare la famiglia con un'utenza commerciale per esempio e creare un profilo che abbia una corrispondenza con il profilo di generazione, ecco che dà delle risposte interessanti a questo nuovo sistema energetico che in qualche maniera deve essere autobilanciato su scala locale, non più su scala centrale. È un modello organizzativo diverso, diciamo così, rovesciato rispetto a quello del passato, però è un modello organizzativo che dal punto di vista economico è estremamente interessante. Allora i riferimenti normativi, la direttiva europea, la legge nazionale, le delibere di AREA, le regole tecniche del GSE, siamo a dicembre 2020, la legge regionale di luglio di quest'anno e va bene tutto il resto, fino al documento di consultazione che è uscito ieri e che però poi lascio a Sara Capuzzo perché dà delle indicazioni ma apre anche dei punti di domanda che abbiamo discussi venendo qua, ma cosa significa quella frase? Però ecco ci sono alcuni aspetti. Intanto il limite è 5 gigawatt, 5000 megawatt, che secondo me è un limite che io mi auguro sia basso, nel senso che per dire la regione Lombardia con una legge analoga alla nostra però con il coinvolgimento diretto della regione nella costituzione di una società partecipata dalla regione come soggetto attivatore ha come obiettivo 1500 comunità energetiche, da 1 megawatt l'una fa già 1,5 gigawatt solo la Lombardia, quindi può diventare. Incrementa il premio di 10 euro a megawattora e qui distingue tra nord e sud il ministero e dice ma nel nord c'è meno sole quindi diamo un incentivo maggiore, è generoso dal mio punto di vista e l'adesione è possibile per impianti entrati, però anche qui appunto nasce un po' di dubbio, ma lascio poi allora autoconsumo collettivo, un condominio e quindi la possibilità di dare flessibilità a un impianto fotovoltaico in un condominio è un primo elemento che è già un passo avanti rispetto alla normativa attuale, e poi la comunità di energia rinnovabile. Si fa un impianto e all'interno di un'area che oggi con diciamo così il 199 del 2021 è un'area piuttosto vasta, c'è la possibilità di aggregare profili di carico diversi. Una cabina primaria, che è il perimetro all'interno del quale si può fare questo, è piuttosto ampia. Adesso io non so esattamente qui in questa zona come sia, però per dirvi, province di Padova e Treviso, complessivamente 2 milioni di abitanti, sono 49 cabine primarie. Quindi insomma le dimensioni sovracomunali, per cui una certa flessibilità nel andare a aggregare. Questo è importante perché il soggetto che non ha la possibilità di realizzare il proprio impianto può realizzarlo sul parcheggio del supermercato piuttosto che sul tetto di un edificio produttivo e utilizzare quella produzione in maniera flessibile. Perché parlo di fotovoltaico? Perché per la nostra regione è la fonte, diciamo, più sensata, più logica. Non abbiamo vento, l'idroelettrico ha una grande sfruttamento già ed è difficile sviluppare nuovi impianti, per cui direi che il fotovoltaico è la fonte su cui c'è la maggior attenzione. Qui va bene, lascio quello che è un po' le caratteristiche a livello nazionale, solo ricordo una cosa: non può essere un soggetto che ha finalità di lucro il promotore della comunità. C'è un forte connotazione, lo diceva prima Giorgio Santini, nell'attività non profittevole. E questo è importante, è a servizio, diciamo così, dei consumatori. E il secondo elemento importantissimo appunto è questa costruzione del profilo, cosa che non è immediata, perché l'energia che viene prodotta dall'impianto ma non viene autoconsumata dai partecipanti alla comunità non ha diritto al premio, l'incentivo di 120-110-120 euro a megawattora. E questo è importante, quindi bisogna costruire bene il profilo per riuscire a, diciamo così, a dare un vantaggio economico. E questo credo sia il lavoro che deve fare il promotore della comunità. Allora il decreto 199
ha migliorato le condizioni, come dicevo, passare da 200 kW ad 1 MW è qualcosa di importante, però ecco, rimane ancora un po' nel limbo, perché finché non ci sono i decreti attuativi, che adesso speriamo nei primissimi settimane del 2023 siano a disposizione, non siamo operativi. Elemento importante: chi entra nella comunità energetica non è prigioniero e deve stare dentro, può uscire in qualsiasi momento, quindi la cosa non spaventa. Non ci sono degli investimenti di tipo fisico nel partecipare alla comunità, ma è tutto fatto sulla base virtuale, diciamo così, cioè contrattuale. Ciascuno tiene il suo fornitore e partecipa con il proprio diagramma di prelievo nell'assorbimento dell'energia. Quindi non c'è niente dal punto di vista fisico, e questo è importante perché è un'aggregazione fatta solo sulla base, diciamo così, della sommatoria di profili di carico. Gli incentivi appunto ci sono, e questo vabbè mi ha incuriosito. GSE ha messo i primi dati: ci sono 54 comunità energetiche e autoconsumi collettivi, 17 comunità energetiche in Italia, poi va bene, Sara ci dirà qualcosa, 1 megawatt finora, cioè siamo proprio, diciamo così, all'inizissimo. Però ecco, su questo dato mi ha colpito perché il Veneto è quello che ne ha di più, ne ha 11 su 54, cioè è la regione che si è mossa per prima, quindi in qualche maniera siamo siamo sul pezzo. Vabbè, i passi, ma qui non entro, vado direttamente alla legge. Sì. Chiariamo una cosa: la regione non ha grandi competenze da questo punto di vista, quindi non è che potessimo intervenire dal punto di vista normativo. Abbiamo cercato di interpretare. Quindi innanzitutto è scritto che le comunità di energia rinnovabile sono un pilastro del sistema energetico regionale, e questo è un elemento importante. Abbiamo dato una declinazione per contrastare la povertà energetica e dotato dei fondi per la promozione della costituzione delle comunità. Io credo che questi siano degli elementi qualificanti, date le competenze che potevano esserci. Abbiamo cercato di spingere un po' di più, nel senso che uno degli ostacoli per chi ha provato a sviluppare le comunità è andare dal distributore e chiedere i profili di carico. Si entra in un circo che è veramente demotivante. Allora abbiamo detto: Regione, fai degli accordi di programma con i distributori in modo che le condizioni ai quali deve dare queste informazioni siano chiare. Lo stesso elemento di profili geografici di copertura delle cabine primarie non sono chiari. Cioè io non so esattamente dove sia la cabina primaria di casa mia, e questa informazione Enel dice è un'informazione strategica, non la posso dare. Allora a me non interessa dov'è la cabina, però colorami delle aree o fammi la lista dei pod associati a una cabina, in modo che questo sia semplificato. Questo processo ovviamente, se è gestito centralmente dalla regione, è molto semplificato. E lo stessa cosa con il Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo delle sovrintendenze che sono zelanti custodi del paesaggio, e di questo siamo grati, ma in alcuni casi sono ostinati oppositori di qualsiasi cambiamento. Per cui nei tetti di una città vanno bene le antenne, vanno bene le pompe di calore, vanno bene di tutto. Vi posso mostrare delle foto dei tetti di Venezia che sono raccapriccianti, ma non un impianto fotovoltaico integrato sul tetto, nonostante che la norma nazionale abbia declassato questo investimento a edilizia libera. Qui nasce un altro ginepraio. Allora, la Regione, abbiamo chiesto, avvii dei protocolli d'intesa anche col Ministero perché le sovrintendenze abbiano delle indicazioni chiare, per cui il povero cittadino, promotore della comunità energetica, non entri in questo loop che gli fa pensare di dire sono finito in un film dove non volevo finire. E poi anche protocolli d'intesa con i comuni, quindi un ruolo attivo da questo punto di vista. E poi, va bene, la Giunta possa prevedere finanziamento per gli impianti, e questo è un altro elemento importante. Ulteriore fattore messo nella legge: l'attivazione di un tavolo permanente che abbia come obiettivo facilitare la diffusione delle comunità energetiche, diffondere le buone pratiche, perché in alcuni casi c'è gente che fa delle cose bellissime ma nessuno lo sa, e quindi bisogna dargli visibilità, e prevedere un focus specifico sulla povertà energetica. E questo è un elemento importante: la declinazione, per cui se nascono dei benefici economici, indirizzarli verso i soggetti che ne hanno più bisogno. Da questo punto di vista
io personalmente insomma ho insistito perché gli ATER per esempio possano essere protagonisti, perché sono i soggetti vocati a questo tipo di realizzazione, fanno l'impianto all'interno della comunità e gli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica possano essere beneficiari dei benefici che ne nascono. Tra l'altro le modalità operative del tavolo sono state approvate in terza commissione la settimana precedente a questa, per cui ecco, diciamo così, si sono messe in moto le cose. Quindi abbiamo dato questa declinazione il più possibile operativa, perché la Regione, all'interno di quelli che sono le proprie competenze, possa essere un soggetto attivo nella promozione delle comunità. Le risorse destinate 100.000 euro per il 2022, con però una proroga fino alla fine di marzo nella definizione anche del tavolo, e quindi le prime attività, e poi 250.000 euro l'anno nel 23 e nel 24 per promuovere e attivare le comunità. Voi capite, questa non è gran cosa, però può diventare un po' l'innesco dei processi. L'impegno che l'assessore Marcato ha detto in discussione in Consiglio e ha ripetuto anche nelle commissioni consigliari poi è quella di utilizzare dei fondi del POR FESR per circa 10 milioni l'anno nel 23-24 e poi vedere un po' come vanno le cose per aiutare la Costituzione. Credo che sia un avvio importante e che quindi ci possano essere delle risorse aggiuntive rispetto a quelle nazionali per realizzare questi impianti. Ecco, l'auspicio è che poi appunto le bocce si fermino a livello nazionale e quindi siano chiari tutti gli aspetti organizzativi, perché ancora abbiamo dei punti di domanda importanti, e poi ecco si riesca ad attivare anche gli enti pubblici. Per me i comuni devono essere dei soggetti attivissimi per adottare questa modalità di investimento. Come dicevo, sestuplicare gli investimenti è qualcosa che richiede uno sforzo congiunto importantissimo e su cui appunto il pubblico non deve rimanere a guardare. Allora, collaborazioni tra i soggetti privati che si muovono e le amministrazioni per creare delle strade facilitate a questo tipo di investimento. E basta. Grazie al dottor Lorenzoni per il suo intervento, che insomma ci ha dato un quadro ampio e complessivo delle opportunità, tanto del cambio di modello su cui siamo in corso di una transizione energetica che parte da una transizione più ampia che è la transizione ecologica. Insomma, quindi c'è un modello non solo organizzativo, non solo industriale, ma anche un modello culturale che in qualche modo siamo chiamati a cambiare, a chiamare. E in qualche modo ha rilanciato nel suo ultimo battuta il ruolo degli enti locali, il ruolo centrale dei comuni, e qui con noi c'è Elisa Venturini, vicepresidente dell'ANCI nonché consigliere regionale, quindi a lei chiediamo un po' l'azione dell'ANCI, il gruppo di lavoro che è stato creato, come si stanno muovendo, e dà tutta una serie di aggiornamenti anche alla luce delle conoscenze che lei ha. Grazie intanto di essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti, ringrazio quindi la Camera di Commercio dell'opportunità che mi dà di essere qui. Porto il saluto del nostro presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, e quindi cerco di portare oggi come rappresentante dell'ANCI, dei comuni, la prospettiva, il punto di vista dei comuni, che sono soggetti che in questi processi di transizione energetica in atto possono svolgere dei ruoli importanti. Poi ho anche il piacere di essere consigliere regionale, questo mi dà l'opportunità anche di ampliare la visuale e quindi avere anche un'altra prospettiva e vederla anche dal punto di vista regionale. Come diceva prima giustamente il mio collega Lorenzoni, noi siamo mossi anche dalla necessità di perseguire degli obiettivi. È l'Unione Europea che ce li dà, noi li abbiamo recepiti e abbiamo anche degli obiettivi piuttosto ambiziosi, perché se pensiamo alla decarbonizzazione per il 2050 è proprio ambizioso come progetto. Quindi al di là che noi abbiamo delle necessità contingenti, perché noi ci stiamo muovendo e abbiamo la necessità di farlo, perché i consumi energetici sono elevati e soprattutto i costi connessi. Gli enti locali, i comuni in questo momento stanno utilizzando i fondi dello Stato e gli avanzi di amministrazione per cercare di far fronte a tutte le spese che hanno, perché le ultime variazioni di bilancio che stanno facendo i comuni sono proprio per tamponare gli aumenti in termini di costi energetici. Quindi questo è contingente e ci spinge ad intervenire. Ma poi dall'altro lato dobbiamo avere anche
la prospettiva guardando il futuro, appunto agli obiettivi che ci sono stati posti dall'Europa. E l'Unione Europea ci dice anche quelle che possono essere le strade che noi possiamo perseguire. Allora, nel porre alcuni elementi mi servono proprio per ricollegarmi poi al ruolo dei comuni. L'Unione Europea ci dice: se voi volete incentivare l'uso delle fonti rinnovabili, quindi l'energia prodotta da fonti rinnovabili, 2 sono le configurazioni energetiche che possono essere realizzate, dove in entrambe le configurazioni energetiche c'è una pluralità di soggetti che si muove. Abbiamo gli autoconsumatori collettivi e abbiamo le comunità energetiche, quindi sono 2 configurazioni diverse. Si basano però su un fondamento. C'è un principio fondamentale che noi dobbiamo cogliere ed è quello del riconoscimento dell'energia condivisa. Questo è il concetto fondamentale. E la legge ci dà una definizione di energia condivisa. E qual è questa energia condivisa? Dice è il minimo tra l'energia che produco e immetto nel sistema, nella rete di distribuzione, e l'energia poi che prelevo dai vari punti di connessione da parte dei vari clienti finali che sono associati. Questa è l'energia condivisa. Produco e prelevo. Su questa, perché è importante definirla? Perché è su questa che viene dato l'incentivo da parte del gestore dei servizi energetici. C'è il regime di sostegno che prevede appunto gli incentivi che si basa proprio sull'energia condivisa. L'incentivo, che è sotto forma di tariffa, quindi incentivante, che viene data seguendo determinate caratteristiche, in base a determinati parametri, e che adesso incomincia a tener conto sempre di più anche dell'investimento che viene fatto, perché deve essere garantita l'equa remunerazione dell'investimento che tu fai e dell'esercizio poi dell'impianto, e deve tener conto anche della potenza dell'impianto. Cosa succede? Che adesso fino ad 1 megawatt tu hai la possibilità di avere l'incentivo direttamente. Oltre il megawatt iniziano le procedure all'italiana, per cui tu hai naturalmente introdurre una procedura competitiva, le aste di ribasso, e quindi questo implica più tempo. Quindi adesso si sta incominciando a ragionare per installare degli impianti che arrivino fino a 1 megawatt, in modo tale da avere la facilità anche nel percepire poi quello che è l'incentivo. Oltre a questa tariffa incentivante che viene data per l'energia condivisa, poi ci sono anche una serie di altre agevolazioni fiscali legate alla costruzione e alla realizzazione degli impianti e ai sistemi di accumulo. In questo momento noi abbiamo un riconoscimento in merito alla produzione di energia che però deve essere aggiornato, e qui nascono i problemi. Io adesso vi vorrei dare un ritorno anche in termini molto pragmatici di quello che sta succedendo. C'è quindi una tariffa incentivante che viene riconosciuta, ma il decreto legislativo 199 del 2011 all'articolo 8 stabilisce che ci debbano essere dei decreti da parte del Ministero competente. Prima era transizione ecologica, adesso il Ministero corrispondente, che è quello della sicurezza energetica, adesso deve intervenire per aggiornare il meccanismo incentivante. Quindi noi attualmente siamo fermi e siamo in attesa di questi decreti, perché se noi vogliamo impostare dei piani energetici finanziari dobbiamo sapere esattamente quanto il GSE riconosce per l'energia condivisa, perché c'è chi sostiene che i 119 euro megawattora non siano sufficienti, quindi è necessario intervenire con dei riconoscimenti economici maggiori. Quindi siamo fermi su questo, si è in attesa. Dovevano entro 6 mesi essere adottati, non sono ancora stati adottati. E oltre a questo stiamo aspettando anche le regole tecniche dell'ARERA, che è l'autorità di regolazione. Dicono che sono pronte, quindi è in fase di pubblicazione. Allora noi ci troviamo quindi in questa situazione dove abbiamo le 2 configurazioni energetiche che possono partire, però abbiamo bisogno del dato economico. Ecco, mi riconduco a quello che diceva Giorgio Santini prima, è una questione anche economica che ci permette di capire se vale la pena fare l'investimento e se riusciamo a coprirlo.
La differenza, andiamo un attimo a vedere gli autoconsumatori collettivi e le comunità energetiche. Mi permetto di soffermarmi in particolare su queste due modalità che possono essere perseguite, perché allora riusciamo a capire il ruolo dei comuni e quindi degli enti locali. Con gli autoconsumatori collettivi, sottolineiamo collettivi, minimo devono essere 2, devono essere all'interno dello stesso edificio o condominio, sono i clienti finali, i consumatori, che sono i titolari dei punti di connessione, possono essere anche produttori e sono dei soggetti quindi che che partecipano quindi attraverso anche ad un accordo che fanno tra di loro con l'attingimento quindi dall'energia che viene immessa nella rete e per la quale, se condivisa, appunto, viene riconosciuto la tariffa incentivante. Per quanto riguarda invece le comunità energetiche, qui abbiamo un soggetto autonomo giuridico che viene costituito. Questo soggetto può essere costituito da persone fisiche, da imprese, enti religiosi, enti di ricerca, enti locali, tutti soggetti presenti sul territorio che possono avere quindi un interesse. È necessario che venga predisposto un atto costitutivo, che ci sia uno statuto, bisogna capire come muoversi perché ci sia il riconoscimento della tariffa incentivante e la grande difficoltà è capire qual è il percorso che deve essere perseguito. E qui arrivano i problemi per gli enti locali. I comuni in questa fase possono decidere, per quanto riguarda le comunità energetiche, possono decidere i comuni in particolare o di comportarsi come degli autoconsumatori, quindi dicono: io penso al mio fabbisogno energetico, penso a ridurre i costi dei consumi energetici e mi comporto da autoconsumatore che agisce per il proprio interesse. Oppure il comune può dire: io, con tutti gli attori che sono presenti sul territorio, che sono portatori di interesse, cerco di realizzare una comunità energetica. È chiaro che nel fare la comunità energetica è molto più complicato. Tanto è vero che i nostri sindaci si trovano a indagare sul mercato se ci sono delle figure di professionisti, di società, di realtà presenti sul territorio che abbiano le competenze per poterli assistere. Perché soprattutto i comuni più piccoli e soprattutto dove mancano le competenze c'è bisogno di avere dei soggetti che favoriscano questo processo. Il GSE, che è la società titolata ad accompagnare i comuni, in realtà da sola dà un servizio, però noi vediamo che gli amministratori vanno alla ricerca di chi può dare un aiuto in termini tecnici. Allora, se il comune individua un soggetto tecnico che gli dà una mano, incomincia a verificare sul territorio se ci sono degli impianti, se ci sono delle aree dove possono essere realizzati gli impianti fotovoltaici e predispongono un modello. Sulla base di questo, che abbia un minimo di sostenibilità e di fattibilità da un punto di vista finanziario, sulla base di questo modello poi vanno in assemblea pubblica, meglio prima attraverso avvisi pubblici per verificare le manifestazioni di interesse di tutti coloro che possono essere interessati a quel tipo di modello che propone il comune. In base alle adesioni che ci possono essere, di coloro che vogliono far parte degli aggregati dei consumatori, di coloro che vogliono essere consumatori e anche produttori perché hanno l'impianto, e sulla scorta quindi di quanti aderiscono può essere predisposto il modello vero e proprio di comunità
decidendo anche che statuto, che forma giuridica darsi, stabilendo poi che tipo di percorso fare per realizzare i vari obiettivi che si pongono. Viene predisposto il piano economico finanziario, che è fondamentale, perché ci sono i costi dell'investimento, perché ci sono i costi della manutenzione, i costi della gestione tecnico-amministrativa dell'impianto. Quindi il comune, nell'avvalersi di un aiuto tecnico, valuta di o incentrare la sua attività su di sé e cercare poi di aggregare gli altri, oppure può cercare sul territorio tutti i soggetti che sono presenti e cercare di aggregare. Sono modalità diverse. E perché vi dico che ci sono modalità diverse? Perché la legge, da questo punto di vista, non entra nel dettaglio. Quindi la grande difficoltà che in questo momento stanno avendo le amministrazioni è quella di capire che percorso effettuare e che strada intraprendere perché stiano in piedi le comunità energetiche. Perché la grande paura è quella di dire: noi andiamo a realizzare un impianto che poi in termini di costi non siamo più in grado di sostenere. Questa è la grande paura, è quello che blocca in questo momento gli amministratori, gli enti locali. Per quello c'è la necessità, da un punto di vista tecnico, di avere dei supporti. Cosa succede? Che nel presentare le proposte poi ci sono varie modalità di comunità energetica. Ci può essere il consorzio, ci può essere l'associazione, ci può essere una forma tipo la fondazione. Anche là, qual è la soluzione migliore? È da sperimentare, da verificare, quindi si stanno facendo gli studi, si sta capendo qual è la soluzione migliore. Le proposte sono diverse. Ci sono comuni che stanno gettando il cuore oltre l'ostacolo e stanno dicendo: bene, intanto intraprendiamo un percorso. In attesa di avere i decreti attuativi da parte del Ministero che ci dica l'aggiornamento del meccanismo incentivante, in attesa che l'ARERA ci dica le regole tecniche, intanto noi ci muoviamo e cerchiamo di impostare un percorso, perché una comunità energetica non la fai in un mese. Le prospettive sono, non dico di un anno, ma di più mesi. Poi dipende da quanto un comune è organizzato, da come vengono reperiti i dati, da che disponibilità c'è di terreni per il fotovoltaico, da quanti impianti vengono realizzati, da come i vari soggetti intendono partecipare. Quindi è macchinoso. Come comunità energetica, la difficoltà che si sta riscontrando è questa. Parlando ieri con una rappresentante del GSE, Arturo prima diceva ci sono 11 comunità energetiche in Veneto. Il GSE mi dice che in Veneto non ce n'è neanche una di qualificata, intesa come comunità che ha diritto ad avere la tariffa incentivante. Quindi siamo ancora in una situazione in cui, guardate, il GSE... No, io ho portato un dato del GSE. Allora, ieri noi abbiamo rapporti diretti con i rappresentanti e chi dovrebbe seguire da parte del GSE, di questa società, il nostro territorio, in particolare il Veneto. Alla data di ieri non c'era nessuna comunità energetica veneta qualificata, come dicono loro, e cioè destinataria della tariffa incentivante. Questo perché mancano i decreti del Ministero, che quindi c'è una situazione un po' così di impasse, perché mancano le regole tecniche dell'ARERA e perché i comuni devono capire esattamente come muoversi, perché non c'è un percorso definito. È un percorso che definiscono in base agli interlocutori che riescono a trovare da un punto di vista tecnico, che gli fanno delle proposte. Questo sta succedendo sul territorio. E il GSE suggerisce in questa fase, prima di arrivare alle comunità energetiche, di procedere con l'autoconsumo plurimo. E cioè, ci sono i vari impianti in sedi diverse. Questi impianti che fanno riferimento quindi a un autoconsumatore, questi impianti
producono energia, li mettono nella rete e poi l'autoconsumatore va a prelevarlo nei vari punti di connessione. Quindi si mette nella rete da parte dello stesso soggetto, si preleva da parte dello stesso soggetto, nella fattispecie magari il comune con a scuole, a varie strutture. E in questo processo di energia che viene immessa, energia che viene prelevata, c'è l'energia condivisa e su questo viene data la tariffa incentivante. Allora, in attesa che la situazione diventi più chiara da un punto di vista delle comunità energetiche, si sta dicendo intanto lavorate sull'autoconsumo. Questo è il tipo di messaggio che viene dato in questo momento. La Regione del Veneto. La Regione del Veneto in questa fase dovrebbe, e lo dice chiaramente all'articolo 3, individuare quelli che sono i termini per la costituzione e per il funzionamento delle comunità energetiche e degli autoconsumatori collettivi. Non lo può fare, è ferma, perché sta aspettando che il ministero competente vada ad emanare i decreti che vanno ad aggiornare i meccanismi di incentivazione e sta aspettando le regole tecniche dell'ARERA che siano definitive. Quindi la Regione Veneto è ferma su questo, si sta aspettando. Nel frattempo che cosa ha fatto? Ha dato attuazione ad un altro comma dell'articolo 3 e c'è alla promozione intanto. Cioè cerca di creare le condizioni per poter partire. E che cosa fa? Con i 100.000 euro che sono stati stanziati, innanzitutto va a realizzare un portale che rappresenta un punto di contatto. E dall'altro lato ha fatto un accordo, ha predisposto lo schema, con ogni provincia e con la città metropolitana di Venezia, perché vengano organizzati degli incontri con gli enti locali, per dare loro indicazioni di quello che sta succedendo a livello nazionale, di come si sta rapportando il GSE, di cosa sta succedendo sul territorio, per cercare di non lasciare da soli gli amministratori e provare a fare sintesi in ogni provincia per arrivare a individuare quelle buone pratiche, proprio per la varietà di percorsi che possono essere intrapresi, per individuare le buone pratiche da consigliare e da proporre ai comuni. Quindi questa è un po' una fase, questo mese e molto probabilmente anche il prossimo, dove siamo un po' in attesa di vedere innanzitutto a livello nazionale se ci danno un quadro un po' più chiaro, dandoci quegli elementi che ci servono per completare e poter definire anche dei piani economici e finanziari. E dall'altro lato capire da un punto di vista giuridico-amministrativo qual è il percorso migliore per le comunità energetiche senza mettere troppo nelle peste i comuni. Perché i sindaci, nel valutare dei percorsi complessi, c'è sempre paura del risvolto economico. Nel fare operazioni che poi non riescono più a controllare e a gestire, con le conseguenze che ci possono essere. Perché ribadisco, possiamo accedere alla formula per cui l'impianto viene realizzato con fondi pubblici. Adesso dovrebbero uscire anche i bandi del PNRR per i comuni con meno di 5.000 abitanti per realizzare gli impianti. Quindi ci possono essere dei bandi pubblici, ci possono essere anche dei privati che in toto finanziano. Ci sono tra coloro che propongono ai comuni delle soluzioni anche quella di chi propone un general contractor che ti va a realizzare per intero l'impianto e si assume i costi. Varie sono le opzioni, però la valutazione che deve essere fatta è che poi l'impianto ha un costo di realizzazione, ha un costo di manutenzione, ha un costo di esercizio. C'è chi lo deve fare perché poi la tariffa incentivante è per 20 anni. E in un comune bisogna avere anche le persone che vanno a gestire, a meno che il comune non decida di delegare in toto un soggetto, una società, il proponente del modello di comunità energetica che se l'assume. Però voi capite, la difficoltà è quella di capire qual è la soluzione migliore per cercare di ridurre i consumi e quindi ridurre i costi e dall'altro lato cercare di non essere scoperti da un punto di vista economico. Quindi l'impegno in questa fase è di utilizzare tutti i momenti che ci sono a livello istituzionale
per acquisire informazioni della situazione che è in evoluzione e per cercare di capire qual è la soluzione migliore anche per le nostre istituzioni, affinché riescano ad avvicinare tutti quei soggetti che possono avere chiaramente un ritorno anche in termini economici a partire dalle imprese che sono presenti sul territorio. Quindi la disponibilità c'è tutta, sia come Associazione di Comuni del Veneto che come Regione, nel riuscire a dare tutte le informazioni che possono essere utili al territorio. Grazie alla vicepresidente Venturini per questa riflessione che ha toccato in modo molto concreto quali sono le questioni, e chi lavora al suo comunque è interessato e sta muovendo si è ritrovato credo pienamente nelle difficoltà nel promuovere e nel avviare le comunità energetiche viste le condizioni in cui siamo oggi. Insomma. Credo che però anche l'incontro di oggi venga quindi, come dire, anche puntuale rispetto a una prospettiva che avremo ancora da attendere di questi decreti attuativi, avremo ancora da attendere alcune indicazioni concrete per poter mettere in campo misure di attuazione e di sviluppo. Nel frattempo però è importante anche raccogliere il parere, l'indicazione, cosa pensano, no, gli stakeholder, cioè quindi i vari portatori di interesse della nostra comunità a livello regionale, in vista anche poi degli incontri che farete, che farà la regione a livello provinciale. Quindi credo che è l'occasione questa per raccogliere e indicare quali secondo i rappresentanti dei vari soggetti territoriali, economici, istituzionali, quali possono essere le necessità, le esigenze, alla luce dei vincoli e delle restrizioni che ancora sono presenti in assenza dei decreti attuativi. E quindi si apre una seconda fase adesso di questo nostro incontro, in cui abbiamo invitato un po' di soggetti a portare un po' il loro punto di vista, in particolare qual è secondo loro l'esigenza, la maggiore necessità per quanto riguarda promuovere le comunità, ma anche rispetto all'azione eventualmente che stanno facendo per promuovere in ottica anche come di raccolta di prime buone pratiche che sono in atto. E quindi adesso io vi chiamo un po' sulla base dell'elenco che abbiamo a sua volta invitato i vari soggetti per dei brevi interventi di 5 minuti che ci aiutino un po' a capire appunto quali sono dal vostro punto di vista le necessità ma anche le pratiche che sono in corso. Ringrazio ovviamente, e non so se si possono fermare ancora perché so che c'è il Consiglio regionale in corso, per cui ovviamente a noi farebbe piacere se potessero fermarsi ancora un po', anche per ascoltare ovviamente le indicazioni che emergono, però ci rendiamo conto che ci direte voi insomma fino a quando vi potete fermare. Allora, io chiamo da elenco, so che per esempio con Confartigianato non sarà la Pettenuzzo ma c'è Alvise Zerbinati. Prego quindi se il dottor Zerbinati ci vuole offrire in alcuni minuti cosa sta facendo Confartigianato, come si sta muovendo, quali sono eventualmente le esigenze che, alla luce anche della legge regionale che offre una serie di indicazioni rispetto alla promozione, come promuovere le comunità energetiche, quali sono dal vostro punto di vista le aspettative e le richieste. Prego. Sì, mi metto di qua. Sì, se si mette qui così guarda il pubblico. Bene, allora... Beh, no, se vuole restare può restare qua. Tu. Anch'io mi unisco ai saluti e ringraziamenti ad ASVES e alla Camera di Commercio per l'invito. Porto i saluti del mio segretario generale, la dottoressa Pettenuzzo, che oggi non può essere qui, e del presidente Boschetto. Dunque, Confartigianato Veneto rappresenta le micro, le piccole, le medie imprese del territorio regionale, che sono tante e distribuite in modo capillare sul territorio. La nostra associazione guarda con curiosità alle comunità energetiche in primis per il loro valore culturale che hanno, ne è stato fatto cenno anche dal presidente di ASVES, e quindi per il loro ruolo che hanno all'interno delle comunità. Le nostre imprese hanno le radici all'interno delle comunità e generano valore economico e sociale per le comunità nelle quali risiedono. Confartigianato è sensibile al tema delle comunità energetiche
Lo scorso 24 aprile abbiamo organizzato un convegno, parlo del 24 aprile 2021, un convegno all'M9 di Mestre, nel quale è stato ospite proprio l'assessore Marcato, che in quella sede ha presentato l'allora disegno di legge sulle comunità energetiche. Come è stato più volte ricordato, da allora la nostra associazione è rimasta un po' alla finestra in attesa che si regolarizzasse il quadro normativo al quale è stato fatto cenno, e appunto non ritorno su quanto è già stato detto in maniera molto più precisa. Le nostre aziende si sono innovate nel tempo, all'interno della nostra associazione sono presenti categorie professionali disparate. Abbiamo la categoria degli installatori di impianti, che ovviamente è quella più direttamente coinvolta in questa partita, però abbiamo le categorie economiche di tutto il comparto casa, che ovviamente sono interessate e guardano con curiosità, insomma, alle comunità energetiche. Abbiamo di recente, proprio ieri, incontrato un operatore nazionale che si occupa di energia, con il quale abbiamo iniziato delle riflessioni, e quindi insomma siamo sensibili, ecco, presenti sulla tematica. Quindi siamo ben lieti di lavorare a fianco della Regione Veneto e di tutti gli attori regionali per quanto riguarda l'attività di promozione e di sviluppo delle comunità. Abbiamo apprezzato l'intervento regionale con l'integrazione del fondo di rotazione anticrisi per le attività produttive, che ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per l'installazione di impianti fotovoltaici. Vi lascio, concludo il mio intervento con una proposta, o se mi permettete, che può essere quella di creare a livello regionale un modello di governance o delle linee guida che possono essere utili per quale strumento utile per dare un indirizzo rispetto alla creazione di comunità energetiche. Quindi all'interno del tavolo tecnico che è previsto dalla legge regionale, magari potrebbe essere interessante creare un vademecum, una sorta di vademecum, affinché venga agevolato, diciamo, il percorso generativo, ecco, di queste comunità energetiche. Io mi fermo, vi ringrazio nuovamente per l'invito, e Confartigianato è a disposizione, insomma, per lavorare in questo senso. Grazie. Grazie. Invito Eugenio Gattolin, direttore segretario generale di Confcommercio. Bene, grazie per l'invito, per questa opportunità. Abbiamo un cognome, Confcommercio, in realtà rappresentiamo circa 50.000 imprese in diversi settori, molti nel settore turistico, settore dell'innovazione, dei servizi alle imprese, del commercio e ristorazione, per cui un ambito di imprese molto legate comunque come caratteristica comune al territorio e allo sviluppo della propria attività economica all'interno delle comunità locali. Il tema comunità energetiche, noi abbiamo avuto l'opportunità di svolgere già qualche iniziativa, una con la dottoressa Capuzzo, tra l'altro un paio di mesi fa, una serie di incontri, perché riteniamo sia uno strumento, un'occasione, un'opportunità importante, che ha avuto diciamo un'accelerazione nella consapevolezza con la crisi energetica, che ha portato da un grande problema per le imprese, ma anche una grande attenzione, anche dal punto, possiamo vederlo anche in parte positivamente, perché si è reso conto come l'aspetto energetico diventa un fattore produttivo importante, pesante, anche per quelle imprese che non sono considerate energivore. Dall'altro, operando all'interno di comunità locali,
potrebbe essere l'occasione per integrare maggiormente, con una logica di responsabilità sociale condivisa, le imprese che operano nel territorio, promuovendo iniziative che coinvolgono anche i consumatori, cioè i soggetti che operano nelle diverse comunità locali. Quali sono le criticità, le opportunità, le richieste? Da una parte al sistema pubblico chiediamo di essere un po' meno borbonico nella gestione delle normative. Io mi occupo molto della parte normativa, delle leggi nazionali, europee, dei POR, di tutto quanto riguarda un po' gli interventi pubblici, ed è veramente come dalla culla della legislazione, della capacità normativa, ma siamo diventati quasi una tomba rispetto ad altri paesi europei nel modo di legiferare. Già oggi abbiamo una legge regionale, una legge nazionale, mancano i decreti attuativi, poi ci saranno le ulteriori indicazioni che daranno i dirigenti e via via. Arriveremo continuamente ad avere una costante incertezza in qualsiasi normativa. Allora questo potrebbe essere l'occasione per poter creare una buona pratica, coinvolgendo direttamente anche la Regione, nell'affiancare, laddove è possibile, anche il Ministero, nel chiarire i processi, i procedimenti, la normativa, in modo tale da dare almeno elementi di certezza alle imprese per potersi muovere. Cioè usare questo come strumento per rendersi più chiari. Per cui cosa chiediamo alla Regione? Aiuti a comunicare in maniera chiara questo tipo di intervento, questa opportunità. Perché non possiamo continuamente, noi stiamo facendo già un'azione promozionale di sensibilizzazione delle imprese e via via. Il problema è che navighiamo adesso anche in maniera normale perché mancano alcuni elementi, okay? Per cui era già previsto che ci vogliono dei decreti attuativi, però non vorrei che i decreti attuativi richiedessero altre 100.000 interpretazioni, mettendo in difficoltà chiunque voglia operare, non solo l'ente pubblico, l'ente locale, che ha bisogno di certezze, specialmente gli enti locali meno strutturati, che sono moltissimi in Veneto, per cui io ho quasi 500 comuni, adesso non so quanti hanno competenze interne sufficienti a poter operare, tenendo presente che tra l'altro questo interessa soprattutto i piccoli comuni, se posso permettere, le piccole comunità locali che risentono maggiormente delle difficoltà, dei costi energetici via via, ma che possono anche trovare più facilmente dialogo con gli interlocutori del territorio. Allora, su questo un impegno per chiarire, io creare un vademecum, dare veramente degli elementi chiari per poter permettere alle imprese e ai consumatori nel prendere delle decisioni, tenendo presente che già il modello cooperativo, poi definito attraverso associazioni, consorzi e quant'altro, è già molto complesso per la cultura nostra veneta, okay? Per cui metterci insieme per poter avere un beneficio, però condividerlo anche con altri senza avere tutti i bilancini necessari, sarà già un impegno importante. Se a questo affrontiamo anche troppe incertezze, rischiamo di naufragare nel giro di breve tempo. Allora, noi adesso continuiamo e chiederemo anche ulteriore supporto per dare informazioni, cioè sensibilizzare. Non siamo in grado di dare vere informazioni tecniche, per cui non vogliamo accelerare troppo perché non rischiamo di avere l'effetto contrario, per cui il rifiuto, perché quello che abbiamo dichiarato non è così semplice, ci sono complessità via. Per cui intanto sensibilizzare sulle opportunità. L'occasione è che finalmente sia più chiaro che sostenibilità non è antagonista all'aspetto economico, alla competitività dell'impresa, ma è un fattore competitivo. Oggi, anche attraverso questa situazione complessa, ne siamo più consapevoli, per cui usiamo la parte positiva. Dall'altra, alle istituzioni chiediamo chiarezza normativa. Non è impossibile, okay? Basta che le leggi siano scritte con le mani e con un collegamento possibilmente con la testa e non a volte con i piedi, scusate la battuta, però veramente oggi siamo in una confusione normativa impressionante. Questo è ciò che chiediamo. Le organizzazioni cosa possono fare? Essere facilitatori, per cui dialogare con le imprese, dimostrare le opportunità, dialogare anche con gli altri stakeholder, per cui adesso sto pensando al modello dei distretti del commercio, che non sono distretti del commercio, sono distretti dell'economia locale di fatto, che coinvolgono prevalentemente le imprese di servizi di quel territorio, del bacino
cittadino o locale, che coinvolge il mondo dell'artigianato, di altri tipi di imprese. Possiamo tra di noi dialogare velocemente, su questo non abbiamo difficoltà, stiamo già operando insieme su questo, ma dall'altro coinvolgere le imprese, sensibilizzare, però su elementi di chiarezza. Dopodiché, bene, grazie. Grazie a Tor Gattolin. Per Confcooperative stamattina la dottoressa Galante ci ha detto che non può essere presente, ma c'è un suo rappresentante, prego. Siccome non funziona bene, se volete sedervi qua così, siccome siamo in diretta ma prova. Se può sedersi. Magari si presenta anche. buongiorno a tutti, Filippo Menin, Confcooperative Veneto, e grazie dell'opportunità. Allora, per noi come Confcooperative le comunità energetiche sono sicuramente un tema fondamentale per molti motivi, perché la comunità energetica è uno strumento per dare alle comunità territoriali, alle comunità locali, degli strumenti per risolvere dei problemi che vivono quotidianamente. I problemi che viviamo quotidianamente oggi sono in natura economica, sono in natura ecologica ed energetica anche come costi. La cooperazione da sempre è lo strumento che utilizzano le comunità per risolvere i loro problemi quotidiani. Non è un caso che la cooperativa è uno dei modelli su cui si può basare la comunità energetica, e noi crediamo che per tutta una serie di motivi, sia tecnico-giuridici che anche proprio di impostazione filosofica, sia il modello adeguato, il modello corretto per almeno le comunità energetiche di una certa dimensione. Quello che Confcooperative sta facendo in questi mesi è un'attività di divulgazione dello strumento comunità energetica. Io personalmente sono in tournée anche con qualcuno dei presenti oggi, spesso ci vediamo ad alcune serate, e stiamo facendo tutta un'opera di formazione dei nostri centri territoriali, delle nostre unioni provinciali, per accompagnare sia le nostre cooperative che vogliono intraprendere percorsi di costituzione di comunità energetica, ma sia soprattutto per accompagnare dei soggetti quali cittadini, associazioni, parrocchie, comuni, che volessero costituire queste realtà in forma cooperativa. Oltre a questo abbiamo messo in moto anche una serie di strumenti di finanza agevolata grazie alle BCC e a Fondo Sviluppo, che è il nostro fondo di riferimento, per aiutare anche la realizzazione da un punto di vista economico e finanziario della comunità energetica. Quindi è un tema che ci vede sicuramente in prima linea. Io sto girando veramente il Veneto a incontrare tantissime realtà che sono affascinate da questa tematica. Quello che chiediamo, un po' l'ha già annunciato il dottor Gattolin, è chiarezza nella norma, perché è un anno che stiamo parlando di comunità energetica, è un anno che stiamo parlando di decreti attuativi che arriveranno e chissà come arriveranno. E anche trasparenza, perché prima è venuto fuori il tema delle cabine primarie, e questa è una cosa che sembra una banalità ma crea dei problemi, perché molto spesso magari anche comuni confinanti fanno fatica a sapere la cabina primaria di riferimento, e quindi a volte sono questi piccoli problemi, questi piccoli ostacoli iniziali che creano molto scoramento e che quindi bloccano un percorso che invece dovrebbe essere incentivato e dovrebbe essere premiato. C'è Vittorio Zollette? Non c'è. Allora Mirko Pizzolato, direttore Lega Coop Veneto. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sul fatto che la cooperazione abbia un plus rispetto alle comunità energetiche si è già espresso Filippo Menin di Confcooperative. È così,
perché intrinsecamente la cooperazione tende a essere multi-stakeholder, no? Dicono quelli bravi, cioè è capace di mettere insieme interessi diversi, e in questo senso sfrutterò i pochissimi minuti perché mi interessa interloquire anche rispetto a delle cose dette. Cosa sta facendo Lega Coop? Ha creato un portale col proprio fondo mutualistico, con banca etica e con una società che fa crowdfunding. Finanziamo la comunità energetica, la sosteniamo da un punto di vista giuridico, la accompagniamo, e al bisogno siamo in grado ovviamente anche di fare formazione, ma in molti casi non è necessario. La soluzione per noi, e sono evidentemente partigiano, però se lo dichiaro un conflitto di interesse, a posto, vado avanti, la soluzione è cooperativa. Per il banale motivo, ma mi prendo 30 secondi, ed è quale cooperativa? È una forma di cooperazione che il Veneto conosce da tantissimo tempo, che è diffusissima e che da sempre risponde ai bisogni particolari. È la cooperazione di consumo, dove gli utenti sono, in questo caso diventa prosumer, ma insomma è la cooperazione di utenza. E in questo senso, per esempio, vicepresidente, l'ho ascoltata, evidentemente aveva anche un problema di tempi, quindi la stresso, ma giusto per capirci, perché mi interessa molto. Il rischio, mi sono confrontato con alcuni sindaci, è che gli enti locali tendano a due polarità: o a una forte centralità, cioè io comune sono il promotore e io in qualche misura conduco il gioco, legittimo ma oggettivamente problematico per alcuni enti locali per un problema, penso in particolare a quelli piccoli, oppure il comune che dica vabbè, delego tutto e un po' chiudo gli occhi, speriamo bene. Secondo me è una via di mezzo, nel senso che credo che nel territorio si possa fare un investimento in logica multi-stakeholder riconoscendo soggettività a tutti i soggetti, comune compreso. Può essere una buona soluzione. Noi oggi abbiamo allo studio 4 comunità energetiche in Veneto. Credo che un paio partiranno relativamente a breve con le regole dei 200, non ovviamente con quella nuova. In un caso c'è un ente locale coinvolto, un piccolissimo ente locale che è il limite della disperazione per quanto è piccolo. In un caso è una comunità energetica che abbiamo battezzato come comunità energetica industriale, perché insiste su un polo industriale e è una cooperativa nostra aderente e riguarderà il fabbisogno di quella cooperativa, che peraltro è un'energivora e fortemente inquinante potenzialmente, i suoi soci lavoratori. E quindi in questo senso io mi sto confrontando anche con la parte sindacale, perché diventa un elemento incentivante rispetto al tema del reddito per quei dipendenti, e pochissime altre realtà intorno. Altre due invece sono tipicamente comunità energetiche locali che mettono assieme cittadini, piccoli esercizi commerciali e due enti religiosi. Lo stiamo affrontando, la stiamo guardando, è tranquillamente fattibile. Rispetto a cosa chiediamo rispetto a questa norma? Siamo contenti di questa norma, io ho avuto modo di parlarne con l'assessore Marcato, siamo contenti. Ci piacerebbe che potenzialmente dentro alla logica di promozione, che adesso è necessariamente una promozione fatta anche molto di divulgazione, ma potenzialmente un domani possa esserci per esempio un elemento incentivante che è: ti do un piccolissimo contributo a fondo perduto che ti permette lo startup dello strumento giuridico. Faccio un esempio. Dobbiamo tenere in considerazione un tema che ci pare emerga sempre più spesso, che soprattutto laddove questa cosa riguarda strutture produttive, tipicamente capannoni, neanche sto qui a spendere il tempo su quanto il Veneto potrebbe essere in questo senso incredibilmente favorito, molto spesso c'è l'ok di chi parteciperebbe, c'è l'ok per finanziarla, perché è evidente che in questo momento finanziare soprattutto le comunità fino a 200 kW più o meno chiunque, non è un problema. C'è un ok sul piano giuridico, c'è tutto l'ok, abbiamo anche l'iter, abbiamo anche il soggetto gestore, benissimo, e troviamo un problema statico sul tetto. Guardate che la cosa è diffusissima. E uno dice, certo, sì, ovvio, però oggi con un problema di costi di avvio, se oltre ai costi della comunità energetica per installare l'impianto devo mettere le mani sul tetto, allora quello diventa un disincentivo clamoroso. E qui se dico alla regione ci dai una mano su questo, Marcato mi guarda, mi sgrana gli occhi e mi dice come faccio a seguirti su sta roba qua? E lo capisco, però è un tema
E non è un tema banale, perché potremmo trovarci in particolare sui capannoni industriali questo problema, trovarcelo molto spesso. E attenzione che non parlo di Ethernet, parlo proprio di un problema statico per cui l'installatore arriva e ti dice tutto bene ma non la porta, non riesce a portarla sta roba qua, l'abbiamo vista n volte. Quindi noi siamo ovviamente a disposizione, ma di più, siamo palesemente moltissimo interessati, ci siamo attrezzati, ci pare di avere l'intera filiera, ci mettiamo a disposizione di ANCI, ma proprio io l'ho detto anche al Presidente Conte, ci mettiamo a disposizione per studiare delle formule, riteniamo di avere alcune intuizioni perché fanno parte delle uniche cose che sappiamo fare, una roba sappiamo fare cooperazione, nient'altro. Su quella roba, una roba la possiamo dire e ci mettiamo a disposizione anche rispetto a tutti i passaggi successivi. Grazie. Grazie contributo. E per Coldiretti, Emanuele Benincà. Ringrazio molto per le chiarissime presentazioni che ci sono state stamattina, che ci hanno palesato molti problemi, ma anche alcune opportunità. Io mi soffermo solo sullo specifico agricolo perché noi abbiamo avuto modo, insomma, anche di affrontare altri temi, in particolare quella che è l'installazione del fotovoltaico a terra e proprio per venire incontro a un ragionamento legato appunto alle comunità energetiche. La legge prevede che il fotovoltaico a terra, se non mi sbaglio, sia facilitato fino a 1 megawatt per quanto riguarda la zonizzazione, perché per noi era anche importante su tutto questo tema, quindi dico il nostro punto di vista, anche quello che è preservare un territorio agricolo quando questo è produttivo, per cui di combinare le due cose, ma per l'appunto nel caso delle comunità energetiche il fotovoltaico a terra non è limitato da quella che è la zonizzazione che dovrà essere fatta per individuare le aree idonee e non idonee, e questo è sicuramente positivo e l'abbiamo diciamo così ben accolto. E anche come aziende agricole, quindi laddove si dovessero concretizzare iniziative di questo tipo, laddove non ci fossero anche a disposizione, voglio dire, delle strutture con la limitazione che abbiamo detto, per l'interesse collettivo che rappresenta appunto questo tipo di iniziativa, non è preclusivo, diciamo così, la questione, e quindi la messa in disposizione anche di superfici di questo tipo può essere considerata, visto appunto l'interesse collettivo che ha fatto venire meno quella che è la limitazione della zonizzazione. Certo, non mi aggiungo rispetto a tutte le limitazioni legate al fatto che mancano decreti attuativi e quant'altro. Ecco, quindi anche l'azienda agricola può, e abbiamo molti comuni rurali, intervenire o come realizzatore appunto su ampie superfici che ha ancora a disposizione in azienda, oppure per superfici appunto che possono essere destinate nella loro, ecco. E io poi, e questo è il punto di vista nostro, per cui bene, andiamo avanti e ci siamo laddove appunto si potessero concretizzare progetti di questo tipo. L'altra questione è legata al fatto che abbiamo veramente un patrimonio di circa 11.000 capannoni sfitti, no? E mi pare che da questo punto di vista questo sarebbe una localizzazione idonea per questo tipo di iniziative, molto idonea. Mi risulta però, e torniamo sempre sul discorso della coerenza delle norme, che purtroppo in Italia mi pare che sia molto, no, ecco, a volte evanescente. Ecco, io aggiungo un ulteriore problema. Mi risulta che laddove uno abbia un capannone sfitto, qualora volesse installare sopra, diciamo così, i pannelli fotovoltaici, aumenta quello che è l'IMU, perché diciamo così, in base a una certa circolare dell'Agenzia delle Entrate, pare che, anzi ho sentito così da chi era interessato a fare, questa è una limitazione molto, perché uno ha già il capannone sfitto,
deve pagare l'IMU e in più gli si aumenta anche la superficie utile perché mette i pannelli. Ecco, io magari chiedo se potete verificare questa cosa, perché mi pare veramente una cosa paradossale, perché poi è su questi piccoli dettagli che viene meno anche la convenienza economica, e abbiamo, ripeto, 11.000. In base a uno studio Confartigianato, mi pare, si valuta 11.000, mi pare un patrimonio, considerando che saranno 2.000 metri quadri, adesso non lo so esattamente, immaginate voi che cosa significhi, sono in zone spesso che sono anche abbastanza facilmente, come dire, collegabili con quelle che sono iniziative di questo tipo, no? Per cui, ecco, io non ho altro da aggiungere, vi ringrazio. Grazie, adesso inviterei Luigi Lazzaro, in rappresentanza del Forum Veneto del Terzo Settore. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio Asves per l'invito, per aver organizzato un momento di confronto. Dico un po' di cose rapide, insomma, vista anche l'occasione di avere due consiglieri regionali. Io fa piacere partecipare per il forum del terzo settore, che chiaramente ha, diciamo, come soggetto un grande interesse rispetto alla parte di solidarietà che si deve aprire con queste comunità energetiche. Io faccio parte di Legambiente, come Legambiente partecipiamo al forum del terzo settore, e su alcuni temi in particolare, diciamo, soprattutto sulle comunità energetiche, abbiamo sviluppato come associazione, insieme a tante altre realtà del terzo settore, anche una rete di comunità che mi sembra evidente a tutti, oggi esistono già, si possono già fare. Noi ne abbiamo mappate un centinaio fino a giugno, diciamo fino all'estate del 2022, di queste 16 hanno finito l'iter e 3 ricevono l'incentivo statale. Allora, è evidente che in questa condizione di come dire, lentezza burocratica, noi quello che chiediamo, diciamo, come terzo settore, ma anche come Legambiente, è che la politica faccia un balzo in avanti rispetto alle condizioni in cui versa il supporto alle energie rinnovabili e comunque all'incentivo alla realizzazione di questi impianti. Non è un caso che questo paese sia un paese che continua a sussidiare le fonti fossili, tra l'altro di più nel 2021 rispetto all'anno precedente, mi pare 7 miliardi credo erotti in più. Questo comporta ovviamente uno spostamento politico di interesse verso il finanziamento e supporto di altre fonti di produzione energetica. Questo è un elemento che la politica crediamo debba, diciamo, affrontare con grande serietà, perché se è vero che le politiche europee sono politiche ambiziose, questo è il momento in cui l'ambizione si traduce in capacità, concretezza, coerenza con quegli obiettivi che non ci dà l'Europa, ma, diciamo, ci diamo tutti noi stessi, perché la crisi climatica che attraversiamo, ci sembra evidente, ci investe, e la nostra risposta sulla diminuzione, sulla decarbonizzazione deve venire in primis per noi. Ecco, banalmente nella nostra regione ci sono stati negli ultimi 10 anni monitorati almeno 100-101, se non sbaglio, fenomeni estremi che, come sapete, comportano gravi danni per l'economia, per il tessuto sociale, per il tessuto produttivo, ovviamente per la perdita purtroppo di vite umane, che abbiamo già visto anche nella nostra regione. Questi eventi negli ultimi 3 anni sono stati il 50% del totale, 47 sono avvenuti negli ultimi 3 anni. Allora è chiaro che dobbiamo reagire per decarbonizzare, e dobbiamo farlo attraverso un grande attivismo non solo degli enti locali, dei comuni. Ecco, la preoccupazione, lo dico, è che non ci sia la volontà a frenare e rallentare con un ruolo degli amministratori locali sulla produzione di energia elettrica, che non compete esclusivamente agli enti locali e che invece ci deve coinvolgere tutti i soggetti. E faccio un parallelismo, mi permetto, con l'economia circolare, che invece in questa regione ha una grande capacità di aver compreso quanto, banalizzo, nei rifiuti, lo diceva qualcuno che forse, diciamo, non è un bel esempio, no? Che nella monnezza, la monnezza è oro, lo dice qualcuno che non è un esempio sociale importante, però anche la criminalità aveva capito questo. In Veneto lo abbiamo capito prima della criminalità, che infatti qui fatica di più che in altri territori, e abbiamo sviluppato politiche, diciamo, sul mondo dei rifiuti, sull'economia circolare, che oggi sono all'avanguardia in Italia e in Europa, anche se se ne parla poco, sul fronte del riciclo.
quindi con un grande protagonismo attivismo, cosa che noi non vediamo, diciamo, come associazione del terzo settore, invece sul fronte energetico, dove si continua a rimanere anche il mondo delle imprese in attesa sempre che ci sia, diciamo, un incentivo. E allora quello che vorremmo sottolineare è che gli incentivi ci sono anche in questa politica di comunità energetica, però andrebbero approcciati con diciamo la consapevolezza che qui si parla prevalentemente, almeno il cambio di paradigma che noi leggiamo in questa normativa, nella normativa nazionale europea della RED 2, è che si passa dal guadagno al risparmio, e questo è un cambio di prospettiva rispetto a quello che siamo abituati di solito, no, a fare rispetto alle rinnovabili. Penso ai conti energia che insomma hanno attivato tanti cittadini, Lorenzoni lo sa bene, ma lo sapete bene anche molti di voi, perché la prospettiva era quella di un guadagno economico sull'energia prodotta. Qui entriamo in un'altra ottica, che è quella del risparmio, e allora si avvicina di più anche, diciamo, alle esigenze del comune cittadino, che magari non pensa a guadagnare facendo una comunità energetica, ma pensa a risparmiare e a tagliare i suoi costi in bolletta, e magari a risolvere quel problema, diciamo, no, di decarbonizzazione, di ridurre le emissioni, che ci deve vedere partecipi. Sono molto importanti per il forum del terzo settore le opportunità legate alla solidarietà, perché evidentemente stare vicini alle fasce più deboli della popolazione, quelle che il terzo settore in qualche modo, il mondo dell'associazionismo, cerca sempre di sostenere. La pandemia ne è stato un esempio, diciamo, con il grande attivismo degli enti locali, ma anche del terzo settore, che ha portato, diciamo, a Padova, ad esempio, abbiamo avuto, insomma, un importante riconoscimento con la capitale europea del volontariato, e che ha messo, diciamo, in mostra tutto il grande protagonismo del terzo settore. È molto importante, e concludo, diciamo, perché andiamo a sostenere, a supportare quelle che sono non solo delle politiche di risparmio, ma anche delle politiche vere e proprie di relazione di comunità, che possono avvenire in varie forme, e anche questo noi crediamo sia molto importante nella legge, che non c'è un'unica forma, diciamo, su cui cervellarsi per arrivare a trovare la forma migliore per fare comunità. Ce ne sono svariate, come l'imprenditore sceglie qual è la sua forma migliore per fare impresa, la comunità energetica può scegliere la sua forma migliore per organizzarsi e strutturare una comunità, che deve coinvolgere tanti soggetti, ma che non deve necessariamente coinvolgerli tutti. Lo sapete meglio di me, insomma, un ente locale ci può stare in una comunità ma anche non starci, ci può stare un'impresa ma anche non starci, ci possono stare il commercio ma può anche non starci. L'importante è che sia ben equilibrata. L'equilibrio della comunità è il fattore sociale primario con cui si inizia a fare anche solidarietà, io credo, perché sapere come consumiamo energia, chi la consuma, quando la consuma, come la si utilizza, e poi questa risparmiata verrà incentivata, qui è il cambio di paradigma, cioè quella che è autoconsumo mi verrà incentivata, è una presa di coscienza che forse ci può aiutare un po' tutti a affrontare un cambiamento non come un problema, ma come un'opportunità vera e propria, cioè come l'economia circolare può sviluppare opportunità, economia, impresa e rafforzamento del tessuto sociale, le politiche energetiche sulle rinnovabili, le comunità e tutto quello, diciamo, che deve venire insieme con le rinnovabili, quindi fotovoltaico, l'eolico e tutte le rinnovabili, lo sviluppo del biometano ad esempio, o l'upgrading con l'idrogeno che è già allo studio. Sempre il mondo dell'economia circolare insegna in questo. Ecco, il mondo del comparto della produzione energetica e dei consumatori e oggi di prosumer deve avere, diciamo, uno slancio un po' più forte per non solo buttare il cuore tra l'ostacolo come ambizione, ma anche per metterlo concretamente in campo. Grazie. Grazie, inviterei Matteo Aguanno, che è coordinamento dei GAL del Veneto. Buongiorno a tutti, grazie per questo bel incontro, veramente interessante. Su questo tema che effettivamente coinvolge molto da vicino anche i gruppi di azione locale, 9 gruppi di azione locale in Regione del Veneto. Abbiamo una copertura territoriale, quindi anche di comuni particolarmente elevata, proprio in quelle aree che la stessa legge cita come aree rurali e aree interne, nei cui confronti prestare particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda, diciamo così, la povertà energetica. Aree che coprono il 60% del territorio della Regione del Veneto e che hanno effettivamente anche dal punto di vista, diciamo così, reddituale, diciamo così, un reddito medio
inferiore. Quindi un tema sicuramente importante anche per quanto riguarda il nostro punto di vista. E quello che vorrei diciamo così mettere in evidenza in questo incontro è la particolare situazione e la particolare, diciamo così, opportunità che proprio nei prossimi mesi noi abbiamo come gruppi di azione locale, partecipati da moltissimi di chi mi ha preceduto, delle associazioni che mi hanno preceduto, ovvero sia quella di portare avanti e quella di sviluppare delle strategie di sviluppo locale, dei programmi e delle strategie di sviluppo locale che vedono proprio nelle comunità gli elementi, diciamo così, sui quali e con i quali lavorare, no? Quindi considerata la difficoltà che oggigiorno spesso e volentieri si incontra anche nel riuscire a trovare dei momenti di dialogo costruttivo anche sulla base di tantissime sollecitazioni che spesso viviamo, la prima cosa che ci terrei a dire in questa occasione è l'offerta che noi diamo di riuscire a cogliere in questi momenti di dialogo con le comunità, con le quali sicuramente andremo a lavorare, soprattutto per cercare di combattere fenomeni di spopolamento estremamente accentuati nei nostri territori, per riuscire anche a diffondere e a promuovere appunto le comunità energetiche. Evidentemente noi non siamo dei soggetti, diciamo così, che hanno delle caratteristiche o delle capacità istituzionali proprie per poter costruire comunità, come invece in alcuni casi chi mi ha preceduto ha evidentemente queste caratteristiche. Però secondo me possiamo cercare di cogliere l'opportunità di un contesto abilitante anche per sviluppare questa tipologia di accordi, di cooperazione e quindi di opportunità estremamente interessanti. Quindi questo è un po' il primo punto che ci terrei ad evidenziare in questo momento, per riuscire a trovare la massima sinergia con il partenariato. L'altro aspetto che però più volte è stato già citato e evidenziato parla sostanzialmente di complessità. Siamo in un momento estremamente ricco di opportunità, ma anche estremamente complesso da governare, soprattutto per quanto riguarda proprio gli strumenti, diciamo così. Molti di voi, insomma, sono addetti ai lavori, sapranno che in questo momento stanno per partire, in alcuni casi sono già partiti, strumenti e opportunità che hanno anche, diciamo così, un grado di sovrapposizione che accentua ancora di più quella complessità di cui si parlava prima, no? Quindi un altro sforzo che dovremmo fare tutti quanti insieme, e in questo senso noi anche ci offriamo, diciamo così, come contesto dove poter mettere a frutto le capacità di tutti quanti, è quello di riuscire a capire lo strumento migliore. Abbiamo un PRFES che sta per partire, che ha uno strumento di questo tipo. Abbiamo un intervento specifico dei GAL che ha uno strumento di questo tipo. Abbiamo un bando PNRR, se mai riuscirà a partire, che ha uno strumento di questo tipo. Evidentemente hanno dei profili diversi gli uni dagli altri, però considerata la velocità con cui arriveranno queste opportunità e la reattività che noi dovremo avere, perché c'è un altro problema, quello dei tempi. Noi dobbiamo, cioè, queste cose corrono velocemente e non aspettano il territorio, quindi è il territorio che deve assolutamente trovarsi preparato. Quindi un altro appello e anche un'altra disponibilità che noi diamo è quella di cercare di, come dire, prepararsi a questi treni velocissimi che stanno per arrivare, che noi tutti conosciamo, ma che dobbiamo prendere decisamente per le corna. Quindi per concludere, bene, interessantissimo, io penso che il tema della comunicazione, animazione, promozione, conoscenza del tema e quindi anche abbattimento delle barriere volte a favorire lo svolgimento e la realizzazione di queste strutture, quindi sostanzialmente autorizzazioni, quindi accordi che la legge cita ben in evidenza, siano degli aspetti, diciamo così, estremamente importanti da curare, da sostenere, e poi per il resto io penso che il partenariato che anche oggi qui si è espresso abbia le capacità per poter, lavorando insieme, fare qualcosa di positivo su questo tema. Grazie. Grazie. Due esperienze adesso differenti. Inviterei Sergio Criveller, che è economo degli Ossi di Treviso, e poi avremo anche gli Ossi di Padova, quindi altri soggetti particolarmente significativi e attenti. Dico solo una battuta: a Taranto un anno fa, in occasione dell'importante appuntamento di cattolici italiani sul tema del sociale,
settimana sociale, il tema della comunità energetica è stato un tema portante, perché è stato proposto come obiettivo per tutte le parrocchie e delle nostre comunità. Quindi insomma da questo è stato avviato un percorso che vede moltissime realtà diocesane impegnate, tra cui anche la diocesi di Treviso. A te. Grazie, vado veloce perché l'ora è tarda e dovrebbero durare un'ora gli incontri, ma vabbè. Perché poi comunque ringrazio ovviamente per l'invito. Ecco, la diocesi Treviso piace all'idea della comunità. La comunità è qualcosa che la viviamo ogni giorno e cerchiamo di portare avanti. Creare una comunità energetica è un obiettivo che la diocesi si è posta. Si è posta come proprio per il fatto che la Chiesa è sempre stata pronta a intervenire creando comunità. Ha fatto le comunità educanti quando c'era l'emergenza della formazione, dell'istruzione, ha fatto le comunità di credito quando c'era nel primo Novecento la necessità di raccogliere soldi con le casse rurali. Quindi ecco, oggi c'è un'emergenza energetica e quindi noi ci siamo, vogliamo esserci, solo che ci siamo, ma mancano dei pezzi, perché noi immaginiamo, la diocesi di Treviso ha 260 parrocchie, vogliamo creare una comunità energetica su ogni parrocchia, ma creiamo 260 enti oppure creiamo un'unica fondazione di partecipazione con 260 sottogruppi? Il GSE mi riconosce poi il sottogruppo come incentivante? Questa non si trova una risposta su questo, perché probabilmente non lo sanno, oppure dobbiamo aspettare questi decreti attuativi. Per dire della chiarezza, da ieri c'è online questa consultazione pubblica del Ministero dell'Ambiente e ha dei punti di forte debolezza. Ecco. Cito uno per tutti, è stato citato anche prima. È previsto un tetto incentivante di 5 gigawatt in 5 anni, quindi 1 gigawatt all'anno. Noi per arrivare al 2030 hanno scritto che vogliono fare 70 gigawatt, quindi nei prossimi 10 anni, meno, dobbiamo farne 7 gigawatt all'anno. Siamo fermi a 1 gigawatt. Quindi, perché non vorrei che questa storia qui finisce come il 110. Cioè si parte, tutti partono, tutti fanno gli investimenti e poi improvvisamente il gigawatt i 5 gigawatt si stanno finendo e quindi si alzano i prezzi. Attenzione, perché abbiamo già visto questo film, l'abbiamo già visto. Quindi noi come diocesi ci siamo, solo che la certezza della norma ci vede bloccati. Noi siamo bloccati, non possiamo fare le comunità, quelle da 200, perché sono da condominio quelle lì. Noi dobbiamo estendere nel territorio, perché nella comunità il fattore principe è il consumo. Dobbiamo sì avere gli impianti di produzione, ma dobbiamo consumare, perché il massimo di beneficio si ha quando si produce 100 e si consuma 100. E quindi l'idea di cercare il consumatore che consuma a mezzogiorno non è semplice. Ecco che una comunità parrocchiale è più attrezzata, perché conosce il bisogno, conosce la famiglia che non ce la fa, che non riesce a pagare le bollette. Noi alla Caritas abbiamo la fila di gente che vengono con le bollette. Poi non serve più che vengano con le bollette, ci portano il pod per assurdo e noi gli paghiamo direttamente la bolletta. Capisci che è un salto enorme questo. Ma ci mancano i punti di riferimento. E vado per chiudere. Mi piace l'intervento che ha fatto, adesso mi sfugge il nome, è questo qui, dritto che ho, Lega Coop. La regione va benissimo che voi mettete soldi sulla promozione, va benissimo, ma perché non ci date? E perché ci serve anche questo, perché la gente va educata, ma ci servono anche i soldi per mettere giù gli impianti, e quindi perché non ci pagate per esempio un impianto per comunità energetica, il primo, perché noi
dobbiamo... Sì, allora, sì, perfetto, ha promesso, perché l'idea che noi abbiamo è di creare questa comunità energetica diocesana, un unico contenitore, creare i sottogruppi e capire se poi questi funzionano e iniziare con sottogruppo su una parrocchia, creare questo modello che poi diventa replicabile. Grazie. Grazie anche per questi ulteriori stimoli. Inviterei Suor Francesca. Sì, prego. In merito alla partecipazione della Regione del Veneto. Allora, i 100.000 euro che adesso la Regione del Veneto ha stanziato e che riguardano la promozione, come vi dicevo, sono destinati da una parte per il portale e per la parte, diciamo, della comunicazione, dall'altra parte per quelle attività di coinvolgimento con le province e con la città metropolitana che servono per condividere le informazioni, trovare delle buone pratiche, cercare di dare delle linee guida, ecco, sostanzialmente, che possano essere condivise dagli enti locali per cercare di fare, ecco, più chiarezza. Ma poi la Regione del Veneto, e questo lo riporta la legge 16, prevede per il 2023-2024 250.000 euro e la finalità, ce lo dice l'articolo 3 della legge, oltre ad essere quello di promuovere, favorire la divulgazione, è anche quella di stanziare dei fondi a favore dei comuni e dei gestori pubblici dell'edilizia residenziale per la realizzazione delle CER, ma anche per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali. Quindi è previsto questo, cioè c'è un intervento, ci sarà un intervento della Regione del Veneto, al netto poi delle risorse economiche disponibili, con i 10 milioni di POR, quindi parliamo di fondi europei che dovrebbero essere poi incanalati tramite la Regione per poter permettere la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti. Quindi questo è lo scenario. Allora, in questa fase, diciamo che è ancora una fase in cui dobbiamo capire che cosa fare. Si sta perlomeno trovando un sistema per darci delle regole comuni. Dopodiché è chiaro che si deve intervenire anche per dare una mano alla realizzazione degli impianti. Grazie. Francesca Fiorese, Diocesi di Padova. Eccoci, grazie. Sono davvero tanto contenta di questo incontro, ma perché ci siamo un po' tutti. Come Diocesi di Padova, per esempio, abbiamo sollecitato la Camera di Commercio perché incontrasse tutti i portatori di interessi che appunto potevano essere interessati davvero a far partire questa modalità nuova, molto nuova. Allora, prima appunto il proprietario, il produttore era l'ente pubblico e adesso tutto d'un tratto, wow, che bello, il privato. Bellissimo, bellissimo, si capovolge tutto, ci sentiamo protagonisti. Ecco, da questo entusiasmo poi ci troviamo a organizzare serate nelle nostre parrocchie, ad accogliere l'invito di Legambiente piuttosto che appunto anche con altri soggetti per andare a informare così. Però ecco, questo protagonismo che sentiamo di poter avere poi trova un po' forse non è poi così facile, ecco. Non è facile perché non è semplicemente metto il mio pannello sul mio tetto e non è facile e quindi tutto sommato un vantaggio personale e anche davvero di valore. Quando vai a scoprire sì vabbè c'è un 25% di forse non vale la pena, ecco, è questo che io metto qua. Se però noi continuiamo e lo facciamo e continuiamo, soprattutto noi a Padova abbiamo la fortuna di avere la Fondazione Lanza che in questo aiuta, stimola non solo la diocesi ma anche il comune eccetera. Se però noi continuiamo a fare questa divulgazione e questa promozione e poi c'è l'impasse normativo, c'è l'impasse economico, rischiamo di fare infrangere quello che è l'ideale, quello che è la possibilità e poi dissuadiamo.
Perché una volta che tu hai perso l'entusiasmo è difficile, perché costituire una chair è una cosa molto difficile e lo facciamo in un tempo in cui ci viene data una bella opportunità di essere protagonisti, ma dove la comunità non c'è. Non c'è. Non è che possiamo dire, siccome ci sono le chair, allora tutto d'un tratto c'è lo spirito comunitario, perché è quello di cui manchiamo di più. E lo sentiamo anche noi, lo sentiamo anche come noi come comunità religiose, quindi a maggior ragione. Quindi aggregare è difficile, mettere insieme è difficile. Quello che può essere davvero buono è avere dei soggetti, benissimo se voi ci date delle indicazioni, benissimo se fate da regia, perché è l'ente pubblico che deve fare da regia in modo forte su queste cose. Se no sì e no riusciremo a fare delle attività di autoconsumo, anche perché soggetti come una diocesi ha lo stesso problema del comune. Abbiamo un grosso problema di sostenerci noi e quindi sì, ci mettiamo i ripari e poi va bene, siccome ci siamo messi ai ripari riusciamo comunque ancora a fare la nostra attività di solidarietà. Ma usciamo da queste logiche di assistenzialismo, altrimenti le CER non ci aiuteranno ad avere davvero una sussidiarietà circolare, che quella è la cosa bellissima. Ecco, in questo ci dovete aiutare. Ci siamo davvero. Allora, noi non solo come Treviso e Padova, non siamo solo noi. Sul tavolo del Triveneto ci siamo incontrati come direttori della pastorale sociale, ci siamo incontrati con gli economi di tutte le diocesi, proprio perché desideriamo, è ovvio che a livello valoriale, a livello anche di quello che potrebbe essere il contrasto davvero della povertà energetica, le CER sono molto più funzionali, molto più opportune che non altre forme. Ecco, però serve che possiamo avere un interlocutore vicino, il vostro che fa quadro è vicino. Parlo per Padova, per esempio, abbiamo un ufficio tecnico ambientale che è favoloso. Se può fare da capofila per indicare anche dove e come, allora diventa più facile. Ecco, dobbiamo proprio incrociare queste opportunità. Diversamente diventa una questione molto elitaria, ristretta, e non invece allargata, ecco, e dove anche i soggetti che potrebbero e sono interessati possono esserci. Quindi insomma le diocesi ci sono, possono essere dei partner, ma dovete aiutarci a esserci, cioè dovete tirarci un po'. Grazie. E Sara Capuzzo di Enostra. Grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Enostra è una cooperativa energetica che si occupa di rinnovabili e lo fa chiudendo un po' il cerchio tra la produzione e il consumo di energie rinnovabili a livello nazionale, e in virtù di questa esperienza aiuta e supporta i territori appunto a declinare questo tipo di percorso a livello locale. Stiamo seguendo diversi progetti di comunità energetiche, tutte nate ovviamente con la normativa quella transitoria, quindi piccoli progetti in termini di kilowatt, ma grandissimi progetti in termini di ambizione degli enti locali, in termini di coraggio anche, perché appunto iniziare nel 2020 quando ancora non c'era nulla di tracciato è una cosa meritevole, cioè, di cui bisogna dare atto insomma a questi sindaci. Nella nostra esperienza abbiamo diverse tipologie di iniziative che stiamo facendo. Le prime sono nate da piccolissimi comuni di poche centinaia di abitanti, e in quel caso si capisce, si intuisce molto bene quello che è il potenziale di questi progetti in termini proprio sociali, più ancora che appunto energetici o ambientali, perché di fatto portando competenze, attivando i territori, coinvolgendo dei soggetti, magari appunto il presidente della comunità energetica è un pensionato che fino al giorno prima non si era mai occupato di energia, e il giorno dopo si trova a dialogare con la regione Sardegna per risolvere una criticità legata allo statuto. Quindi di fatto si fanno crescere i territori e si cerca anche di stimolare quelli che sono gli attivatori sociali, proprio per riuscire a trattenere, anche a creare delle opportunità per i giovani, e trattenere appunto, evitare lo spopolamento e aiutare la rigenerazione dei territori. Abbiamo altre iniziative invece che nascono
anche da soggetti privati. Stiamo seguendo un percorso con Legacoop Romagna che riguarda le imprese. In quel caso l'obiettivo è proprio quello di utilizzare questo strumento per cercare di mettere in contatto i bisogni e le opportunità tra imprese, quindi l'azienda che fa logistica, magari una superficie importante, un consumo molto modesto, può mettere in condivisione il tetto con altre imprese. Quindi affiancare questo tipo di situazioni aiuta a rispondere al bisogno di entrambe come categorie, ma anche di molte altre imprese, perché poi queste esperienze possono essere studiate appunto e diciamo replicate da altri territori. E poi abbiamo iniziative insomma di varia natura. Quello che emerge in questa fase, anche alla luce della del documento di consultazione che è uscito ieri, una delle criticità è proprio la chiarezza, perché anche lì io ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che mi chiedevano: ma secondo te cosa volevano dire in questo punto sull'energia condivisa o in quest'altro sul momento in cui un progetto può essere avviato? Quindi anche lì c'è ancora, diciamo, viene alimentata un po' la confusione, però di fatto si mettono anche degli elementi chiari che possono aiutare un po' a sbloccare alcuni progetti. Credo che sia importante dare riscontro alla consultazione in maniera compatta, nel senso che qui ci sono un sacco di portatori di interesse diversi che hanno portato un proprio punto di lettura della situazione, ma su alcuni elementi sicuramente c'è credo massima condivisione. E quindi è importante anche allinearsi nel tipo di spunti, perché la consultazione è aperta fino al 12 dicembre, quindi questo è tempo prezioso per dare appunto elementi concreti. E un altro elemento che nasce un po' dalla nostra esperienza è un po' facendole sul campo che si capisce anche quali sono i fattori limitanti della norma, perché quando la si scrive e non si ha evidentemente possibilità di ispirarsi a casi concreti, si rischia di fare degli errori anche con la massima buona fede. Quindi verrebbe un po' da dire di fermarsi un secondo, osservare, stimolare, accompagnare questa richiesta dell'essere accompagnati, è evidentemente naturale che arrivi, cercare di studiare queste esperienze, perché ogni esperienza può essere un'esperienza di successo e quindi si può trarne ispirazione, può essere aver incontrato degli ostacoli irremovibili e a quel punto si capisce quali sono i vicoli ciechi. Quindi ogni caso, ogni piccolo progetto, anche fosse di 20 kilowatt o di 15 famiglie, è molto prezioso per capire come aggiustare il tiro. Alcune delle criticità che si stanno vivendo riguardano l'accesso ai dati. Questo non è un elemento, perché appunto si è detto è l'energia condivisa ora per ora, quindi bisogna avere contezza di quant'è l'energia a disposizione, perché se io accendo la lavastoviglie convinta di stare utilizzando l'energia del sole, invece magari è stata già esaurita dagli altri membri della comunità energetica, io sono convinta di risparmiare perché penso di usare l'energia condivisa, in realtà con i costi dell'energia di oggi vado a spendere una fortuna. Quindi quello è un elemento importante. Quindi un po' di maggior rigore, maggior approfondimento anche tecnico delle situazioni, proprio per poter poi semplificare. Perché è vero... Sì, bisogna recuperare i dati, bisogna che anche i distributori locali siano più collaborativi. Il problema c'era con la cabina secondaria, ora teoricamente con la cabina primaria dovrebbero essere messe a disposizione le mappe da parte del GSE, quindi teoricamente il problema è risolto, però nessuno ha scritto quando, quindi se stiamo là ad aspettare altri mesi o altri anni, di fatto. Poi ci sono altre ambiguità nel documento di consultazione, ma insomma non è questa la sede. Un tema interessante e importante è quello della povertà energetica. Si è detto questo strumento può contribuire in maniera anche importante, è anche importante non avere aspettative troppo elevate che possono essere disattese rispetto a quello che effettivamente si può raggiungere come risultato di risparmio. Quindi anche lì è rigore anche informativo e dato anche questo probabilmente dalle esperienze sul campo. Un tema secondo me importante è quello della lotta, cioè della prevenzione alla povertà energetica, perché se io non posso risolvere tutti i problemi della povertà energetica, posso prevenire che ulteriori famiglie cadano in povertà energetica, e quindi magari questo strumento è più accessibile in questo caso. E rispetto specificamente alla povertà energetica è fondamentale dalla nostra esperienza, insomma, capire quanto questi progetti possono essere appunto non una forma di assistenzialismo che aiuta come un bonus sociale erogato una tantum un anno, se io quelle stesse risorse le vado ad allocare come potenza rinnovabile anziché come appunto plafond a disposizione per le politiche sociali,
determina un impatto che dura per 20 anni. Quindi cercare di trasmettere questa informazione anche per far sì che le risorse vengano allocate nei capitoli, diciamo, o spostate da un capitolo ad un altro, perché non è solo l'energia che si va a fare, ma è molto altro come impatti sociali. Grazie mille. Grazie anche a Sara Capuzzo. Però io avrei anche altre 3 persone che si erano programmate prima dell'incontro di oggi. Non so se abbiamo ancora la pazienza di... Allora, sì, aspettiamo un attimo. Avrei Matteo Ribondi, il direttore del CNA, che poi inviterei qui a parlare in rappresentanza ancora delle categorie. Magari le chiederei di essere un po' più breve, al posto dei 5 minuti, perché qua i consiglieri ci devono lasciare e anche con la Camera di Commercio abbiamo pattuito per l'una, per cui insomma, prego. Sì, buongiorno a tutti, sono Fiorot Fabio e porto i saluti di Matteo Ribon che non è potuto venire. Telegrafico, allora, noi seguiamo le comunità dall'inizio come CNA, in quanto ci siamo accordati appunto con un partner tecnico e già dal 2020, dal decreto mille proroghe, abbiamo cominciato ad interessarci, quindi abbiamo visto tutte le vicissitudini, i vari incagli che sappiamo. Dal punto di vista normativo sicuramente il primo, bisogna sedimentare la normativa una volta per tutte. Noi abbiamo visto che dal 2020 in realtà gli incentivi, i primi sperimentali, li abbiamo avuti dopo 1 anno e mezzo, quindi molto dopo, e adesso siamo di nuovo a rincorrere quelli nuovi. Avevamo precorso prima i tempi, quindi bene, con il recepimento sperimentale, però oggi siamo in ritardo con quello definitivo, quindi partiti bene per una volta e poi arrivati come stiamo arrivando, per cui sedimentare sicuramente dal punto di vista normativo. Dal punto di vista burocratico abbiamo visto tutto quello in prima persona che è stato già detto, quindi l'impossibilità di trovare i dati, la scarsa collaborazione dei distributori, la topografia della rete che non si trova, quindi tutte quelle cose sono state sicuramente provate sul campo, e anche su questo chiediamo a tutti gli stakeholders e alla Regione di tentare appunto una strada della semplificazione, di intercettare quelle che possono essere insomma delle modifiche da portare naturalmente in sede nazionale. Dal punto di vista degli incentivi chiediamo un ulteriore supporto, mi aggiungo a chi mi ha preceduto, anche sull'installazione di impianti fotovoltaici. Sappiamo che le PMI sono le meno incentivate su questo, tagliate fuori dal 50% delle detrazioni, tagliate fuori da quello che è il super bonus, ma anche dal decreto FER. Noi facciamo una fatica come PMI a poter appunto supportare gli impianti, e quindi con i bandi della Regione Veneto chiediamo, e sono dei soldi importanti, abbiamo già fatto un plauso a Marcato, che siano supportate anche l'installazione degli impianti. Ultima, e chiudo telegraficamente, anch'io sono molto d'accordo che il tavolo di coordinamento della legge regionale sia importantissimo proprio per dare appunto quelle che possono essere delle linee guida e quindi delle modalità condivise per realizzare appunto comunità energetiche che sappiamo essere molto molto difficili, in quanto la cooperazione e la condivisione in Veneto e non solo è comunque diciamo un passo importante, dobbiamo fare insieme, e ci vuole la condivisione di informazioni da parte di tutti. Chiudo, grazie. Grazie anche per la rapidità. Avevo poi chiesto E-Ambiente, Vincenzo Scotti di E-Ambiente, e non c'è, e allora inviterei Maurizio Ebro, un lavoro artigiano, Casa Artigiani, per un ultimo indirizzo. Grazie. Grazie alla consigliera Venturini che ci lascia, grazie per la sua partecipazione, a presto. Prego. Grazie all'associazione ASVES, perché? Perché nella realtà noi abbiamo bisogno di capire alcuni concetti che già oggi sono stati lanciati, che noi continuiamo a lanciare nei nostri convegni che ormai facciamo da 1 anno a questa parte nel nord-est. Perché? Perché la comunità energetica è venuta fuori ormai con la finanziaria 2019, nel 2020 l'opportunità di costruire le comunità energetiche, però il ragionamento è che non si riesce a capire cosa devono essere fatti. Diceva Lorenzoni all'inizio che ci sono 17 comunità energetiche approvate nel Veneto. Nella realtà sono approvate perché il GSE le ha approvate, però non possono essere comunità energetiche nella sua funzione perché
non c'è l'interscambio, perché il problema reale è che la normativa ti dà la possibilità di essere comunità energetica nel momento in cui c'è l'interscambio di energia tra chi la produce e chi la consuma. Nel momento in cui sono o tutti consumatori o tutti produttori, non si è più una comunità energetica. Questo è il problema nella realtà. Pertanto nella realtà molti hanno fatto comunità energetica in questi anni, il risultato finale è stato che hanno fatto una bellissima azione, perché come diceva prima qualcuno, si è ragionato nella socialità dell'energia, ma non si è fatto quello che la legge formalmente europea e nazionale indica. Che cos'è che noi abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo puntato cercando di costruire la struttura vera e propria della comunità energetica, che costasse il meno possibile e che fosse plausibile e possibile la possibilità di entrare e di uscire senza creare problemi. Grazie al convegno che ha fatto Insula la scorsa settimana, noi abbiamo avuto l'intervento di Baldanza, che è un magistrato della Corte dei Conti, che ci ha dato ragione. Noi abbiamo già costituito fuori regione Nemo un profeta in patria nel comune di Rudiano, ne stiamo costruendo altre fuori regione, ma grazie agli incontri di ieri a San Donà e a Tribano riusciremo a costruire 2 comunità energetiche grazie agli enti locali. Noi proponiamo l'associazione, pertanto Baldanza diceva o associazione o fondazione. La fondazione sappiamo che costa come minimo 50.000 euro, cioè devi avere un capitale da 50.000 euro, pertanto è improponibile. Noi puntiamo sull'associazione, le abbiamo già costituite, a questo punto la Corte dei Conti ci dà ragione, costa 255 euro di tassa da parte dell'Agenzia delle Entrate, più le marche da bollo, con 600 euro, 700 euro si ha il codice fiscale e siamo una comunità energetica. La propone l'ente locale, pertanto il comune. Il comune costituisce l'associazione come qualsiasi altra associazione che noi andiamo a formare nel territorio, come la nostra associazione di categoria. Chi vi entra deve accettare il regolamento che indica il comune. Perché questo? Perché la funzione che ci dà la regione, la comunità europea e la legge regionale è che c'è uno scopo sociale sotto. Lo scopo sociale giustamente lo gestisce la parrocchia, oppure in questo caso qua noi proponiamo che sia l'ente locale che attraverso il suo assessorato all'attività sociale riesce a individuare i poveri energetici per riuscire a dare i contributi. Questa è la nostra proposta, su questo noi ci facciamo la battaglia, su questo noi chiediamo che però sia chiaro nei confronti della regione che questo vuol dire che gli investimenti vengono fatti dal settore privato di chi entra dentro la comunità energetica. Sappiamo che le associazioni a questo punto non possono avere finanziamenti, non devono avere finanziamenti, bisogna riuscire a pensare, giustamente come avete già fatto, come hanno detto tutti, riuscire a dare più finanziamenti possibili alla gente, e con il ragionamento della garanzia, come sono quelli che sono stati dati ultimamente nei confronti dei consorzi fidi, per riuscire a darle alle imprese, o dall'altra parte il ragionamento di riuscire a convenzionarsi col microcredito nazionale per riuscire a dare i finanziamenti alle famiglie e alle persone che vogliono fare l'investimento sul fotovoltaico. E un'altra cosa mi ero aggiunto, ricordiamoci che ci sono i piccoli comuni del Veneto che hanno molte attività agricole attorno, e pertanto il ragionamento della biomassa, finisco qua, l'avevo detto l'altra volta al convegno di Padova, noi siamo Nemo un profeta in patria, giù a Ragusa abbiamo costruito 2 comunità energetiche, una che fa pomodori, l'altra che fa pane, e a ciclo integrato interno. Grazie, scusatemi. Grazie anche al suo contributo. Andiamo a chiudere. Se sono queste 2 domande, se abbiamo, che possiamo rispondere. Prego. Sì,
sono tutte e due del signor Carlo Giacomini, che chiede: le nuove norme permetteranno al singolo socio di una CER di sapere in tempo reale se sta consumando energia prodotta dalla CER a un prezzo X o prelevata dalla rete nazionale a un prezzo Y? E la seconda domanda: secondo le nuove norme, l'energia condivisa nella comunità verrà misurata individualmente per ogni socio dal suo gestore, o sarà la comunità a dover misurare scambi interni e definire relativi saldi? Queste insomma sono le due. Arturo, Sara, vuoi dare tu una risposta a queste tecniche? Sì, molto brevemente. Sì, tanto sono sempre queste domande. Allora, il tema dei dati è molto complesso. Sicuramente attivando una comunità energetica ci sarà, chi presiderà questa parte, ma non è che avrà in tempo reale tutti i dati. Per averli bisogna installare dei dispositivi, che è un'opzione. Sicuramente è un'opzione per il caso delle comunità energetiche tra imprese, mentre per il domestico hanno ancora costi importanti, però ci si arriverà, quindi probabilmente quella è una strada. E la prima domanda che era legata a questa, qual era? Sì. No, non sarà la normativa che consente questo, bisogna appunto dotarsi di strumenti. Comunque è tutto in evoluzione, anche le piattaforme, i produttori di dispositivi, è tutto in evoluzione, quindi pian piano aumenterà l'offerta. Bene, grazie. Prego. L'aveva forse citato già il segretario in apertura, ma visto che è giornata dedicata alla sostenibilità, premioimpresaambiente.it è il sito ufficiale del premio nazionale Impresa Ambiente, che è promosso da questa Camera di Commercio, quindi insomma in collaborazione con Union Camere Nazionale, tutte le camere, 5 categorie di premio standard e 2 premi speciali, quindi insomma vale la pena. Il sito è molto semplice, premioimpresaambiente.it, e lì abbiamo messo il regolamento, è il nostro ufficio unico regionale ambiente che lo gestisce qui dalla Camera. Da dove siamo? Esatto, 17 dicembre è la scadenza, quindi insomma vengono sempre fuori delle bellissime e buone prassi. Bene, grazie. Allora cogliamo l'occasione anche che martedì prossimo facciamo il terzo appuntamento di questo ciclo di incontri, lo faremo a Padova, in Camera di Commercio di Padova. Il tema sarà il ciclo dei rifiuti e l'economia circolare, di cui ne abbiamo anche parlato anche oggi, e poi il 14 di dicembre concludiamo questo percorso sul tema emergenza idrica e cambiamenti climatici, lo faremo in sede della provincia di Vicenza. Vi comunicheremo le prossime informazioni. A chi si è iscritto, chi non si è iscritto, ribadiamo che colga l'occasione per iscriversi. Ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti, credo che la giornata di oggi sia stata particolarmente ricca di indicazioni, spunti e suggerimenti, e credo che potremo da qui trarne alcune proposte da presentare in regione per quanto riguarda, come dire, i prossimi passi da fare per sviluppare, sostenere e promuovere le comunità energetiche in Veneto, che sono, come si è detto, una grande opportunità per il suo territorio. Grazie ancora a tutti, grazie all'ospitalità e buona continuazione. Se lei venisse con me un attimo in sala giunta per fare l'intervista con l'operatore, così dopo si sistema anche l'operatore.